Buongiorno a tutti, benvenuti a questo seminario che iniziamo con molto piacere perché è la conclusione di un percorso che il Museo Casa Giorgione ha costruito nel corso di un anno e quest'oggi presenteremo e sintetizzeremo i risultati raggiunti. E comincerei subito con i saluti istituzionali e naturalmente a partire dall'assessore alla cultura Roberta Garbuio. E io come direttore del museo ringrazio ovviamente l'amministrazione e tutti gli sponsor che adesso verranno poi richiamati, che ha reso possibile questo anno così intenso. Sì, grazie direttore e buongiorno a tutti. Io porto anzitutto il saluto della città, del sindaco Marcon e di tutta l'amministrazione comunale. Anzitutto un ringraziamento al direttore Matteo Melchiorre e a tutto lo staff, perché dietro a ogni grande progetto c'è un lavoro dietro le quinte importante che di solito, o meglio, per chi non è del mestiere passa un po' in sordina. A me invece piace rilevare e far presente che c'è veramente uno staff strepitoso che lavora e che porta ad ottimi risultati. Quindi grazie e grazie di cuore a tutti. Come diceva correttamente il direttore, oggi giungiamo a una conclusione di un percorso che è stato oggetto che ha caratterizzato l'annata 2022 del Museo Casa Giorgione. Un'annata che ha visto un approfondimento sul fregio che fino ad oggi non era mai stato eseguito, quindi lo dico con particolare orgoglio. Un progetto che è stato importante e che è stato realizzato grazie a una sinergia con diversi enti e soprattutto istituzioni, e quindi un ottimo lavoro di squadra. Inizio con ringraziare, ovviamente il tutto è iniziato grazie a un finanziamento che abbiamo vinto partecipando a un bando del Ministero della Cultura. Poi il primo atto, l'incipit, è stato dato da il Rotary Club Castelfranco Asolo, e che ringrazio, vedo dovrebbe esserci il presidente attuale, ma che è stato realizzato dal precedente presidente, l'architetto Daniele Del Pos, e con la quale appunto ha dato inizio a tutta questa carrellata di eventi, con la virtualizzazione della testa mancante. È seguito poi un'importante collaborazione e sostegno dell'Istituto Banche Terre Venete, che da 2 anni ormai ci accompagna e ha praticamente la mission di sostenere le iniziative culturali della Castellana e non solo. Quindi grazie a nome mio e di tutti. Ma non solo, sono intervenuti poi l'Associazione di Amici di Bruno Brunello e poi un altro aspetto che ha dato lustro a questa iniziativa è stata la donazione importante dei Fratelli Mondi, che ha potuto arricchire in maniera permanente i beni custoditi nella nostra Casa Giorgione. E siamo giunti insomma a questo punto. Io ringrazio veramente gli ospiti tutti di oggi, con i quali ognuno di loro hanno dato il loro importante contributo, e infine ringrazio anche l'agenzia Ozium, perché secondo me ha dato quel di più all'intera iniziativa. Grazie a tutti, buon lavoro. Io mi scuso sin d'ora perché mi potrò trattenere solo per poco, perché ho altri impegni da rispettare. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie molte Assessore. Vorrei chiamare per un saluto anche il Presidente del Rotary Club Castelfranco Asolo, Lucio Gazzola, grazie al quale non solo è partita il primo atto di questo Dar voce al fregio, prego, e poi anche è stato realizzato questo quaderno di cui più avanti vi diremo qualcosa in più. Grazie direttore, grazie anche all'assessore e all'amministrazione comunale. Per noi è stato un onore perché riteniamo che, come diceva giustamente prima l'assessore, da un grande lavoro di squadra esca sempre un grande risultato. Uno dei nostri obiettivi è appunto quello di valorizzare anche il patrimonio storico-culturale, quindi questa possibilità di dar voce a un fregio
di dar voce a un affresco importantissimo del nostro pittore, è stata l'occasione appunto per mettere in evidenza qualcosa che mancava, e quindi abbiamo contribuito assieme a tutti voi, amministrazione, soprintendenza, anche al nucleo dei carabinieri per la tutela del patrimonio storico-culturale, e abbiamo dato voce con quel sistema di illuminazione che proietta la testa del fregio. Quindi grazie veramente, perché è una delle nostre mission su cui noi stiamo lavorando, oltre a valorizzare la persona umana, il patrimonio. Grazie. Grazie molte. Grazie ancora a Lucio Gazzola. Bene, entrerei ora nella parte degli interventi. Dico ai relatori che dovrò essere un moderatore molto fiscale sui tempi, quindi scaduti i tempi concordati dirò stop, altrimenti rischiamo di andare lunghi. Dunque, brevemente da parte mia comunque è necessario una presentazione dei lavori. Ho accennato prima al fatto di questa iniziativa tripartita organizzata nel corso dell'anno dal titolo Dar voce al fregio. Lo scopo ormai sarà noto a chi ci ha seguito, era quello di riportare il focus, l'attenzione, il ragionamento sul fregio di Giorgione, che del nostro museo è l'opera. E per fare questo abbiamo scelto 3 atti che non sono state 3 mostre in senso stretto, sono stati proprio un racconto che si è articolato in questi 3 atti, in questi 3 momenti. Li passeremo in rassegna proprio nel corso di questa mattinata, uno ad uno, però vorrei presentarvi ora insomma questo quaderno che si intitola Dar voce al fregio, racconto in 3 atti, che è la sintesi, la summa di questo anno, un lavoro molto, molto curato, come sempre i lavori che escono dalla mente, dal pensatoio, mi piace dire, dello studio Ozium, e che è non soltanto il quaderno di Dar voce al fregio, ma è anche il primo dei quaderni della biblioteca del museo e dell'archivio, ovvero uno spazio fisico, cartaceo, nel quale che abbiamo voluto destinare a raccogliere le molte iniziative che organizziamo, e che alle volte, sapete com'è, finita l'iniziativa è finito tutto. Questo è il primo quaderno, seguirà a breve il secondo dedicato alla rassegna Confini non confini, incontri con gli storici, che si era svolta nel 2020, quindi in piena pandemia. Ed è un momento felice, io credo, per le 3 strutture di conservazione della città di Castelfranco, che avranno questo nuovo luogo deputato a tramandare le attività svolte. Benissimo. Chiamerei quindi subito, per cominciare, il professor Enrico Maria Dal Pozzolo a salire sul tavolo, non letteralmente sul tavolo, ma a sedere alla sedia che sta sul tavolo. Naturalmente sarebbe un po' troppo, sarebbe chiedergli un po' troppo davvero. Allora, credo che voi tutti lo conosciate, insomma, professore di storia dell'arte moderna all'Università di Verona, si occupa di pittura rinascimentale e barocca, ha scritto importanti monografie, circa 200 contributi scientifici, ha curato mostre straordinarie in tutto il mondo, Madrid, ma noi ricordiamo quelle del 2010-2011 a Castelfranco, Giorgione, che è stata una mostra che insomma ha fatto storia sia per gli studi su Giorgione sia nella memoria collettiva di questa città. A me fa molto piacere averlo qui, e farà, diciamo, un'introduzione ai nostri lavori, cercando di fare un'opera di cucitura tra quello che negli ultimi anni si è mosso in materia giorgionesca. Enrico, a te. Adesso no? Adesso anch'io non che sia particolarmente tecnologico. Grazie Matteo. Beh, è sempre un piacere essere qui. Mi si chiede di fare un po' una panoramica su quello che è successo nel campo degli studi giorgioneschi dopo questo fatidico 2009-10, che bisogna riconoscerlo, ha cambiato un po' il corso degli studi di Giorgione. E ci sono delle cose ininfluenti, completamente ininfluenti, che si fanno tanto per fare, altre che invece effettivamente lasciano delle tracce e danno delle direzioni. Già solo questa immagine ci fa ricordare la quantità di sforzi che fu impiegata per portare a Castelfranco una quantità di capolavori a tutto il mondo
che effettivamente provarono a raccontare una visione di Giorgione, che non è l'unica possibile, anzi, però insomma con una densità di proposte che viene compendiata in questo catalogo di oltre 550 pagine, credo, pubblicato da Schirà. Però non posso non andare con la memoria, guarda te, eccoti, non posso non andare con la memoria ad un momento preciso della preparazione della mostra. Eravamo nello studio del direttore e stavamo riordinando decenni di fotografie, fotocopie, estratti. Pazientemente ci eravamo trovati lì e ci scambiavamo delle idee mentre ci scambiavamo anche materiali. E ricorderò sempre che a un certo punto mi capitò tra le mani un estratto del primo Novecento di un certo Chiuppani che dava delle ipotesi di riconoscimento del giovane Giorgione sulla base di alcuni documenti che poi furono completamente dimenticati per oltre un secolo. E ricordo molto bene che da un tavolo all'altro dissi a Giacinto: ma tu conosci questa cosa qua? E lui mi disse no. E da lì è partita una cosa che, a pensarla allora, aveva dell'inverosimile, perché dopo secoli in cui non si riusciva a perforare il buio dell'assenza di informazioni documentarie relative a Giorgione che andassero oltre quello che raccontava Vasari, che raccontava Ridolfi, in realtà si aprì una via sulla base del saggio poi predisposto da Giacinto Cecchetto, del saggio di sviluppo proposto dallo stesso Puppi. Si aprì evidentemente una strada imprevedibile che venne integrata con un recupero straordinario ad opera di Renata Segre nel 2019, un documento scovato nell'Archivio di Stato di Venezia con l'inventario dei beni di Giorgione stilato qualche mese dopo la sua morte di peste nell'autunno del 1510. E di lì una serie di ragionamenti anche in rapporto alle letture della stessa Segre di questo documento, che non sto qui a entrare nel dettaglio, insomma, interpretava come cognome una forma di patronimico che appunto indicava o meno l'appartenenza di Giorgione a un determinato casato. Questo documento venne riconosciuto in tutta la sua importanza dallo stesso Puppi, ma non solo, da Francesca Cortesi Bosco. Ricorderò sempre una telefonata infuocata quando lei si rese conto che appunto c'era stato un equivoco abbastanza grosso nella lettura documentale, e da lì, tuttavia, cominciano ad affluire in maniera totalmente inaspettata una serie di novità sulla famiglia di Giorgione che erano assolutamente inaspettate e che in questi ultimi tempi vengono confermati in maniera assolutamente inoppugnabile dai contributi predisposti da Francesca Bortolanza, che oggettivamente chiudono un cerchio. Non solo, esce fuori qualche tempo fa, parliamo peraltro della fine del decennio appena scorso, 2019, addirittura un volume in cui si registrerebbe un'attestazione della morte di Giorgione in un incunabolo, un volume della fine del 400, su una pagina del quale c'è addirittura un disegno con una Madonna col bambino. E a fare questa proposta è una delle più autorevoli specialiste di Giorgione, Jenny Anderson, che vive e lavora in Australia, e apre un dibattito che ha lasciato anche delle tracce qui a Castelfranco, perché siamo venuti a parlarne con Massimiliano Bassetti, professore di paleografia e diplomatica all'Università di Verona, perché appunto c'è la possibilità che sia un grandissimo recupero, ma anche il dubbio che possa essere qualcos'altro. Quindi dal punto di vista documentario sono venute fuori tante cose che come sempre
aprono delle porte che non sai dove ti portano. Però devo dire anche che in questa dozzina d'anni dalla chiusura della mostra nel 2010, beh, insomma, la quantità di contributi di vario genere su Giorgione è impressionante. Io guardavo un sito specialistico che è quello dell'Istituto Tedesco di Firenze, Cubicat. Beh, insomma, loro censiscono nel loro database qualcosa come oltre 300 studi, saggi, libri su Giorgione dal 2010 a oggi. Sono tanti. Vedersi 300 tra libri e articoli è tanto. Però non solo questo tipo di cose sono state fatte. Ad esempio, il film a cura di Nino Criscenti si sforza di dar corpo a una dimensione che è quella del repertorio per liuto nella Venezia del primo Cinquecento, che ci riesce a dare le sensazioni di quello che è la dimensione musicale, sonora di un artista come Giorgione, che secondo le fonti era anche in primo luogo un musicista di liuto. Ma sono state tantissime le occasioni, sono state fatte delle mostre. Ad esempio qui a Castelfranco è stata curata da Nina Dal Pos la mostra sulle trame di Giorgione. Contemporaneamente io a Roma, a Palazzo Venezia e a Castel Sant'Angelo mi chiedono di organizzare un focus sul doppio ritratto dei due amici a Palazzo Venezia, ed è un'occasione per dedicare un'intera sala alla biografia di Giorgione, cercando anche di tirare le fila di un discorso allora ancora non chiuso, sospeso sulla sua famiglia. Vengono fuori in questi 12 anni dipinti pubblicati da molto tempo e mai visti di persona, neanche se non da pochissimi specialisti nel corso di un secolo, che poi compaiono in modo misterioso in termini completamente differenti da come li si conosceva tramite le pubblicazioni. Ad esempio in deposito al Museo di Berlino c'è questa Madonna col bambino, Cook, proveniente da una collezione privata molto importante, che appare completamente diversa rispetto a come la si conosceva fino a quel momento. Così come completamente diversa diventa La Vecchia, uno dei capisaldi della produzione di Giorgione, alle Gallerie dell'Accademia, che la si conosceva sempre, come dire, un po' caravaggizzata a seguito di un restauro piuttosto invasivo di Mauro Pelliccioli, e che dopo la cura sapiente di Giulio Bono diventa un quadro molto differente, che ci impone di considerare una differente cronologia rispetto a quello che si immaginava, e anche ci restituisce una, come dire, quella che potrebbe anche essere, perché nelle fonti antiche è indicata come tale, un'immagine che ritrae le fattezze della famosa alta donna, la mamma di Giorgione, indicata da Chiuppani, riesumata da Cecchetto e oggi consacrata dalla Bortolanza. La quantità di studi su Giorgione è inimmaginabile. Vi ho detto 300, ma in realtà 300 sono quelli che hanno nel titolo la parola Giorgione. Ma siccome Giorgione è centrale per tutta la storia della pittura italiana e europea del Rinascimento, si moltiplicano i testi in cui andare a cercare delle informazioni su di lui, magari sotto Sebastiano del Piombo piuttosto che sotto Tiziano, piuttosto che Morto da Feltre. È logico che, insomma, un lavoro di questo genere è anche molto pesante e ci impone di chiederci cos'è davvero una ricerca scientifica su un artista di questo genere oggi. Fatto sta che, insomma, la quantità di contributi dal 10 in poi è stata impressionante. Qui vi mostro qualche copertina tra le decine che avrei potuto montarvi, partendo dalla mostra organizzata subito dopo questa a Castelfranco a Padova, l'Enigma del carro, incentrata sulla tempesta, subito dopo uno dei tanti volumi, cioè libri dedicati alla tempesta, e ognuno di questi deve svelarla. Bisogna trovare le chiavi per decodificare qual è il significato reale di questa scena così atipica e che ha pochissimi equivalenti visivi. Questo è il volume di Marco Paoli,
per Pacini Fazzi, e qui siamo nell'11, un altro nel 13 è dedicato, parliamo di volumi, nel 13 è dedicato da Morenghi, nel 14 da Otten, ancora nel 14 da Simeone, ancora nello stesso Simeone nel 2015, da Kirkendale nel 15, da Ruggero nel 16, cioè, Alcamo nel 19, ogni anno, Turi nel 20, Ruffini quest'anno, tutti volumi dedicati alla tempesta. Ma non solo volumi sulla tempesta, una monografia vera e propria è quella di Claudia Bertling Biagini, degli affondi su opere specifiche sono di Pier Mario Vesco, docente di letteratura italiana a Ca' Foscari. Del 16 è il corposissimo testo di Francesca Cortesi Posco, poco prima che morisse, sul viaggio dell'ermetismo nel Rinascimento veneziano tra Giorgione Lotto e Dürer. Sempre del 16 c'è un libro di una brava dottoranda dell'Università di Padova, che è Sara Ferrari. Di quegli anni lì è il volumetto di Sandra Rossi, direttrice oggi del Opificio delle Pietre Dure, sul Giorgione non visto delle gallerie dell'Accademia grazie alle indagini diagnostiche. È un continuo diluvio di pubblicazioni. C'è uno dei più autorevoli specialisti di storia della pittura rinascimentale, Sandro Ballarin, che pubblica addirittura 7 tomi su Giorgione e l'umanesimo veneziano. 7 tomi. E capite che tutto questo si congiunge a che cosa? Si congiunge a recuperi anche importanti come quello dell'autoritratto di Giorgione, su cui l'anno prossimo l'amministrazione ha giustamente deciso di puntare per come dire, saldare 2 miti della cultura artistica italiana. Ma insomma, e sono talmente tanti i testi anche in Inghilterra. Tom Nichols, Giorgione's Ambiguity del 2020, un volume che non ho, io cerco anche di comprare su Amazon, su eBooks, su Mare Magnum, ma non ci sto dietro. Quindi, insomma, sono veramente tante le ricerche e, ad esempio, una curiosità che è uscita recentemente, vedete questo strano abbinamento, non ci sono delle didascalie. Chi è quel personaggio a sinistra? Vedete, è un'immagine di fine 800. Qualcuno sa chi è quel personaggio? Dumas, Alexandre Dumas. Sapete che è venuta fuori una biografia di Giorgione scritta da Dumas? È incredibile. Una biografia di Giorgione, ma non solo di Giorgione, poi di anche altri protagonisti, ma quella di Giorgione è una delle più interessanti, scoperta da una studiosa romana che è entrata in contatto col direttore e si valuta la possibilità di fare un libretto in cui in collaborazione con l'associazione Amis de Dumas francese e magari con un grande editore francese tipo Gallimard, ecco, ancora una volta si riesce a saldare la realtà piccola ma nobile di Castelfranco con delle ricerche che, come dire, sbocciano in maniera totalmente imprevedibile. Allora, io non volevo dire di più di quello che ho detto e non volevo soprattutto dare il cattivo esempio di uscire dai 15 minuti concessi dal nostro moderatore, anche perché mai mi hanno tolto la parola e non vorrei mai capitasse oggi. Quello che mi preme sottolineare in chiusura è il riconoscimento di un fil rouge di qualità che si sta ravvisando nelle ultime iniziative di Castelfranco. Io in varie occasioni non ho mancato di compiacermi perché dopo, come dire, una lunga militanza di uno studioso con i controfiocchi come Giacinto Cecchetto, adesso c'è un giovane come Matteo Melchiorre che ha la grande responsabilità di riuscire a coniugare la capacità di intercettare appunto ciò che deve essere valorizzato in rapporto alla figura di Giorgione e non solo, coniugandola alla disponibilità che un territorio offre, anche di disponibilità economiche,
che non è scontato. Non sono più gli anni in cui una mostra poteva essere finanziata a centinaia di migliaia di euro da Montepaschi, dalla Regione Veneto. Non c'è più niente di quel genere, siamo in un'altra realtà. E quindi bisogna sforzarsi di coagularsi, ecco. Basta antipatie, lotte intestine, in queste piccole realtà magnifiche di provincia che insomma ognuno vuole un po' primeggiare. No, non sono più quei tempi là. Bisogna, come dire, mettersi d'accordo capendo che quello che si fa lo si fa per le prossime generazioni e anche per cercare, come dire, di dare spazi a dei giovani che spesso sono bravissimi. Oggi parlerà una dottoranda molto, molto giovane e molto qualificata dell'Università di Verona. Insomma, è per loro che si fa tutto questo, non certo per noi. Grazie Matteo. Grazie Enrico. Bene, tanti spunti con i quali in mente andremo ad affrontare la prima sessione. Chiamerei intanto il professor Elie Bordignon Favero a salire qui, prego. Elie Bordignon Favero anche sarà molto conosciuto dal nostro pubblico, è stato insegnante di storia dell'arte moderna e di metodologia della ricerca storico-artistica all'Università di Udine, si è occupato di molti, ha scovato tante cose, tra cui ci piace portarlo qui oggi a parlare nuovamente della cosiddetta della Casa del Fregio, della casa in cui sta il nostro museo, perché apriamo in questa maniera il primo atto del nostro Dar Voce, che è appunto quello che abbiamo chiamato della testa mancante. Il tema è stato già un po' centrato prima dall'assessore e dai saluti di Lucio Gazzola. Il tema è quello appunto della testa delle due teste, in realtà sono, come poi ci spiegherà meglio Cecchetto, prelevate dal Fregio nel corso dell'Ottocento in una data imprecisata, e che grazie al Rotary Club Castelfranco Asolo è stata riposizionata virtualmente nel Fregio all'interno di questa assenza che io non posso non dire di sentire ormai come profondamente storicizzata e potentemente evocativa nella sua dimensione proprio di assenza. Il professor Bordignon Favero ha svolto delle ricerche in archivio intorno ai proprietari della casa del Museo Casa Giorgione, e è stata già presentata in un'altra occasione, però io credo che in questo contesto sia molto utile riportarla al centro della discussione per poi fare questa connessione e andare a vedere i proprietari durante l'epoca in cui questa testa è stata prelevata. Professore, a lei. Beh, grazie dell'invito. Io avevo avuto questo pensiero, insomma, a proposito del Fregio, della cosiddetta casa di Giorgione. Sul Fregio sono state fatte moltissime attribuzioni. Non è unanime il discorso che la paternità sia di Giorgione. Alcuni studiosi, per esempio il mio professore Rodolfo Palluchini, lo negava, diceva che non era suo. Un altro studioso, Michelangelo Muraro, negava anche lui che fosse di Giorgione e lo datava non a fine 400 o primi 500, ma molto più avanti. Non percorro la vicenda appunto critica attributiva del Fregio, però, ripeto, mi era venuto a mente questo discorso che forse era necessario per individuare l'autore vedere chi erano i proprietari della casa al tempo fine 400 o comunque nel 5, quando probabilmente l'affresco era stato eseguito. Perché? Perché sicuramente il padrone di casa avrà aperto le sue porte di casa al pittore e che quindi doveva ben conoscere il cosiddetto committente,
individua la identificazione del committente, individua un'area di human relation, di conoscenze, di cui più che mai gli artisti facevano parte. Un artista non era chiamato a caso, soprattutto in una casa privata, doveva sicuramente essere in familiarità col padrone. E allora ecco che io avevo inteso di condurre una ricerca in questo senso, di identificare il proprietario di fine 400, prime 500, per vedere poi che giro di conoscenze, il milieu, insomma in francese culturale, che è specifico appunto del proprietario, poteva offrire una traccia per individuare l'artista che decorava appunto dentro la sua casa. Noi abbiamo per la prima volta la notizia del fregio da parte di uno erudito e pittore locale che è Nadal Melchiori. Nadal Melchiori, nelle sue aggiunte alla vita di Giorgione, nel catalogo storico-cronologico che si conserva manoscritto qui in biblioteca a Castelfranco, che circa è esteso intorno al 1715-1718, soprattutto le aggiunte alla vita di Giorgione, riferisce appunto, è per primo questo: nella casa della famiglia Marta e vi è di sua mano, cioè di Giorgione, nella sala, un fregio rappresentante cose naturali, cioè strumenti, libri e tordegni di tutte le professioni, a chiaroscuro, e una testa in particolare, finta marmo, bellissima. Questa è molto probabilmente la testa che si trova in casa Pincinini ed è quella testa, appunto, una delle due teste mancanti di cui forse parlerà Giacinto. Ecco, allora nel 1700 circa 15, la casa del fregio, la casa cosiddetta di Giorgione, era della famiglia Marta. Ma appunto prima mi sono chiesto di chi era. Chi era il vecchio proprietario? Le ricerche di archivio hanno portato praticamente a questa conclusione che a metà circa del Cinquecento i Marta acquistano questa casa. Questa casa non era dei Marta, cioè nel 1700 è dei Marta circa, ma prima era di un'altra famiglia, di un altro proprietario. E questo proprietario, sarò molto breve, insomma, è un certo Francesco Orefice. Questo Francesco Orefice non solo è un orefice e vende collane d'oro agli ebrei di Castelfranco, al nucleo, c'è un piccolo nucleo ebraico in città, ed è insomma un personaggio molto interessante. Lui di cognome è Bassaneto e figlio di Stefano ed è originario di Fontanelle nel distretto di Cremona. Viene a Castelfranco, esercita appunto questa professione e intraprende una serie di acquisti, soprattutto di terreni, e i notai di Castelfranco, l'archivio notarile di Castelfranco per buona parte si conserva all'archivio di Stato di Bassano del Grappa. Ebbene, i notai di Castelfranco lo hanno come un cliente ormai abituale, tant'è vero che negli atti dove lui acquista mettono una O per dire questo O all'inizio orefice, e lui è un grande cliente, insomma. Nel circa 1560 Paolo Veronese compra una casa a Castelfranco
in Borgo Vicenza poco prima del Muson e forse reduce dagli affreschi di Villa Barbaro a Masera. Perché? Perché anche lui compra questa casa che non esiste più poco prima del Muson, alla fine Borgo, oggi attuale Borgo Vicenza, e niente, e questo orefice vende dei campi in Salvatronda, vende dei campi a Paolo Veronese. Ecco dunque perché, è una roba un po' induttiva, ma insomma ci sono delle stanzette prima accanto alla della sala del Fregio che sono chiaramente affrescate da un pittore veronesiano. Quindi questo orefice ha contatti con Paolo Veronese e Paolo Veronese gli manda uno dei suoi garzoni ad affrescare queste casette nella casa dell'orefice che gli aveva appunto venduto dei campi. Prima però di questo Francesco Orefice, la casa è di un'altra proprietà. L'orefice la compra dagli Avogadro. Gli Avogadro sono una famiglia piuttosto importante, molto importante di Treviso, questo è un ramo di Treviso, i quali risulta che sono proprietari di questa casa. Come è che hanno questa proprietà? È un giro trevigiano, non è un giro veneziano. Mentre i Costanzo hanno un giro veneziano, la regina Caterina Cornaro, eccetera, no? Sappiamo bene, Costanzo sono al servizio ancora a tempi in cui la Caterina Cornaro era regina di Cipro, i Costanzo sono al servizio della regina, è un giro veneziano. Gli Avogadro non sono un giro veneziano, sono un giro trivigiano, è un altro milieu. Come questi Avogadro sono a metà circa del 5 proprietari, 1572, un Augusto Avogadro, ricerca d'archivio, è proprietario di questa grande casa, chiama Magna Domus, vicino alla chiesa, che come voi sapete era orientata est-ovest, non come l'attuale nord-sud del Preti. Ebbene, come sono diventati loro proprietari di questa casa? E uno di questi Avogadro, Paolino, sposa 1507 circa una Almerigo, Paola Almerigo de Castelli, famiglia di cui il palazzo è qui, il vicolo Montebelluna, con affreschi ancora in parte visibili, e lo stemma lapideo in chiave d'arco ancora all'ingresso. Ecco dunque che gli Avogadro diventano proprietari di questa dimora, la cosiddetta appunto casa del Giorgione, perché l'hanno praticamente in eredità da Paolina de Castelli. La Paolina è figlia unica di Bernardino de Castelli, il quale è una persona facoltosa, gestisce anche dentro il comitato di gestione del Monte di Pietà di Castelfranco, e questi Almerigo de Castelli quindi risultano i proprietari della casa. Bernardino lascia tutto il suo bene alla figlia appunto unica Paolina, e Paolina sposa Paolo Avogadro, soprannominato detto Paolino. Perché? Perché, sorte molto strana, lui nasce quando suo padre Marco Antonio Avogadro, uno
non dico committenti, ma insomma è dentro la faccenda, l'esecuzione del monumento Onigo attribuito all'Otto, al monumento Onigo in San Nicolò a Treviso. Marco Antonio Avogadro è un personaggio di grande qualità, di grande in Treviso, e praticamente il figlio Paolino, è nominato Paolino perché nasce quando muore suo padre. Il fregio nasce all'incirca quando noi abbiamo questi proprietari, gli Almerigo de Castelli, la Paolina, Paolino Avogadro, suo consorte, che poi muore presto, 1507, ma in 7 anni la coppia ha 7 figli, e quindi la Paolina deve dividere i suoi beni affinché poi non nascano litigi. Poco dopo la morte del marito, di Paolino, lei si risposa con un altro nobile del luogo, insomma della zona, un di Rovero. E quindi, appunto, a maggior ragione ci sono i figli di primo letto, i figli di secondo letto. Primo letto sono Avogadro, secondo letto sono di Rovero. Sente, donna prudente e provvidente, sente la necessità di dividere le proprietà, e tra l'atto appunto di divisione steso presso un notaio di Castelfranco appare con i suoi orti, la Vera da Pozzo, le sue muraglie che la contornano, appare la casa del fregio. Quindi questi sono i proprietari antichi, e io credo che, continuando la ricerca, approfondendo l'esplorazione, dentro questo giro di persone si possa trovare l'artista che arriva a decorare la loro casa. Grazie molte, professore. E anche qui i temi sono davvero molti. Io potrei soltanto aggiungere che da così, mettendo a frutto le mie massive ricerche su questioni di prestiti e contratti di natura creditizia tra fine 4 e inizio 5, che queste vendite di Francesco Orefice di collane d'oro agli ebrei mi suonano più da pegni larvati, che non da una vendita vera e propria, cioè che ci fossero contratti, che è il classico esempio, insomma, di un contratto creditizio pagliato, cioè io ti do un pegno simulandolo da una vendita, ma in realtà ti sto dando un pegno per un prestito non riscosso. Ecco, quindi questo è abbastanza normale, ma insomma è interessante veramente questo panoramica che ci porta adesso. Abbiamo visto i proprietari della casa, diciamo nella parte prenna dal Melchiorri, per così dire, fino grosso modo ipoteticamente a Bernardino de Castellis come punto più arretrato, e adesso passerei appunto la parola a Giacinto Cecchetto per andare avanti su questo tema della proprietà, accostandola esattamente al prelievo delle teste. Grazie ancora professor Elia Bordignon Favero, e prego Giacinto Cecchetto. Bene, dunque Giacinto Cecchetto, credo insomma a tutti voi noto, insomma è stato il direttore della biblioteca dell'archivio dal 2009 del Museo Casa Giorgione, dal 1982 al 2011. La quantità di progetti e iniziative culturali che ha ideato nel corso della sua lunghissima carriera è veramente infinito. Ho letto in una nota insomma biografica circa 150.
E poi è uno studioso, uno storico, come aveva già anticipato Enrico Maria Dal Pozzolo, di grande valore, insomma. Io da storico, insomma, sono quel genere di studiosi che quello che scrivono e ha sostanza, peso, ha documentazione, eccetera. In un giorno del 2020, credo febbraio, forse 21, Danila, soccorrimi, il 20 febbraio del 2020, in biblioteca comunale, grazie appunto alla spinta, alla propulsione del Rotary Club, Giacinto Cecchetto aveva proposto gli esiti di questa sua prima indagine intorno al misterioso prelevatore della testa dal fregio. Da allora gli studi sono andati avanti, c'è stata questa operazione presso il Museo Casa Giorgione, e ora Giacinto Cecchetto presenterà il lavoro che ha poi versato appunto in Dar voce al fregio, e torneremo quindi a ragionare di queste teste mancanti del fregio di Giorgione. Giacinto, a te la parola. Grazie. Leggo per non perdermi in questo ginepraio di cose che sono stati il risultato della mia ricerca. Quindi vi dico subito, come dice il titolo, vi devo una precisazione sostanziale all'inizio, cioè non parlerò solo delle vicissitudini che hanno condotto questa testa di... me lo devo andare avanti questo? Qua, questa sotto? Questa testa, identificata come testa di imperatore oppure di Orfeo, come Augusto Gentili e Dal Pozzolo hanno identificato, la vicenda del distacco dal fregio sino alla casa Piccinini di Castelfranco, mi riferisco alla testa in alto naturalmente dove ora si trova, ma anche di una seconda testa di cui rimane la sinopia e del cui destino poco di certo si sa, salvo alcune ipotesi tutte da sviluppare. Più che una storia, eccola, questa è la testa di casa Piccinini e questa è la sinopia dell'altra. Però torno indietro, non so come si fa, così, con la freccetta davanti. Ok, più che una storia, questa che ho condotto e proposto il giorno precedente il lockdown del 2020 è un'indagine ricca di divagazioni che qui sintetizzerò, non priva di qualche zona ancora da illuminare, ma tutto sommato chiarificatrice degli intrecci e delle suddette vicissitudini. Un primo iniziale resoconto dell'indagine mi ha condotto ad attenzionare, come si scrive nei verbali di indagine di polizia giudiziaria, questi tre soggetti direttamente coinvolti in questa vicenda, la vicenda delle due teste, che sono, santi Dio, eccoli qua, che sono Francesco Trevisan, Luigi Tescari, di cui dispongo solo la sottoscrizione autografa, e Giuseppe Rostirolla. Come primo atto istruttorio di indagine ho ritenuto di esplorare gli scritti degli storici dell'arte che hanno trattato più o meno fuggevolmente delle due teste nell'ambito di saggi o articoli dedicati a Giorgione, e in particolare al fregio, avvertendo che è la testa staccata ad avere riscosso maggiore e quasi esclusiva attenzione. In questa caccia non potevo non muovere dell'edificatore delle memorie storiche cittadine, cioè il già citato dall'amico Elia, Nadal Melchiori, erudito e pittore autodefinitosi dilettante, autore del monumentale catalogo storico-cronologico, che è un repertorio di tutto il patrimonio storico-artistico, non solo di Castelfranco, ma anche del territorio castellano, e autore del repertorio di cose appartenenti a Castelfranco, dove c'è appunto questa aggiunta a cui appunto Elia ha fatto accenno e che vi abbuono perché è stata citata compiutamente da Elia, nella quale Melchiori sottolinea l'esistenza di una testa in particolare finta marmo bellissima. Non fa altri accenni Melchiori ad altri strappi o ad altri eventi, come dire, di natura negativa che riguardassero altre teste contenute all'interno dei clipei del fregio orientale. Tra gli anni 30 e 60 dell'Ottocento, un secolo dopo la notizia melchioriana, irrompono in scena due dei tre cointeressati o indiziati già citati, entrambi medici, appunto Francesco Trevisan e Luigi Tescari. Sullo sfondo, ma non tanto, colloco un altro personaggio chiave,
Giuseppe Gallo Lorenzi, nato a Soligo nel 1790 e morto a Venezia nel 1858, pittore e soprattutto restauratore qui, nella nostra indagine, soprattutto nel 1831, della Pala di Giorgione, nella quale inserì un tempietto di gusto neoclassico, sant'Iddio, è proprio un disastro. Il mio tempietto è sparito, vabbè, comunque, vi fidate. Un tempietto neoclassico rimosso nel restauro di Mauro Pelliccioli del 1934. Il primo storico dell'arte a documentare l'esistenza della testa in casa Piccinini è stato Giuseppe Fiocco nella sua monografia Giorgione del 1941, nella quale, a proposito della testa staccata, parla di, virgolettato, sacrilega obliterazione di una tabella e asportazione di una testa da parte del restauratore Lorenzi. Testa, o meglio busto di imperatore romano, di notevolissima efficacia pittorica, che si trova ora in casa Rostirolla a Castelfranco. Fiocco non manca poi di pubblicare anche la sinopia dell'altra testa, sulla quale, vediamo un po' se si arriva, proprio non se, eccola qua, sono arrivato al tempietto, ecco, non manca di pubblicare anche la sinopia dell'altra testa, sulla quale nel 1942 Antonio Morassi, a proposito dell'intervento di Gallo Lorenzi, scrive, virgolettato, alcuni brani furono strappati dal restauratore Lorenzi nel secolo scorso, ma non dice di più, aggiungendo anche che una testa pure staccata da qui trovasi in casa Rostirolla a Castelfranco, siamo nel 1942. Dunque gli storici dell'arte, fin da Fiocco nel 1941, ben conoscevano che la testa staccata stava nella casa Rostirolla, poi Piccinini, ma oltre ad una mera annotazione in proposito e a proporre una identificazione del soggetto raffigurato, non si sono spinti, salvo l'accenno al ruolo svolto da Gallo Lorenzi. E inoltre poco o nulla in questi autori è rinvenibile riguardo alla testa, oggetto dello strappo. In ogni caso, questi autori si rifanno tutti ad una notizia apparsa nel 1860, qui accennerò tra brevissimo, ma non hanno o saputo o potuto dare spiegazione del quando, del perché e del per come la testa in questione sia approdata nella casa dove si trova tuttora. Torno ora al principale protagonista di entrambe le teste, Francesco Trevisan, figura di grande spicco a Castelfranco nei primi decenni dell'Ottocento, medico, letterato e cultore delle arti, sposato senza figli, ricopre cariche politiche, è fabbriciere del Duomo di San Liberale, carica molto importante, e dal 1819 al 1836, cioè l'anno della morte, è direttore dell'ospedale di San Giacomo. Il momento chiave del coinvolgimento del Trevisan nella mia indagine porta una data, 1831, è l'anno in cui Trevisan acquista da tale Leopoldo Provedon Feltrino la casa già di Bernardino Marta, ridotta in rovina ed è parzialmente cadente sul lato del Duomo, come comprovato da questa planimetria in alzato. Questo ospedale, eccola qua. In alzato. È Trevisan che salva questo immobile dalla demolizione amputando solo il settore cadente corrispondente in pianta al settore A e in alzato al settore D, erigendo un muro di cinta a citazione del muro perimetrale esterno del settore demolito e normalizzando i fori. Lascio il Trevisan nel 1830-31 alle prese con la sua casa e mi rivolgo a Tescari che, interpellato, mi dice di essere pure lui medico nell'ospedale castellano con il Trevisan, al quale subentra per morte, alla morte del Trevisan nel 1836. Mi riferisce di essere un appassionato collezionista di opere d'arte, conservate nei suoi 2 palazzetti di famiglia, eccoli qua, ovvero quelli ai 2 angoli tra via Riccati e via Bastia Vecchia, opere che giungeranno fino al numero di catalogo di ben 378, dipinti, sculture, stampe, miniature, e di essere uomo di raffinata cultore delle memorie storiche di erudite castellane, come attestato dalla copia appunto del suo repertorio melchioriano, dove disegna anche molte architetture cittadine, un documento importante per quel tempo, e soprattutto l'esito conclusivo dell'intervento del Trevisan sulla casa da lui acquistata dal Provedon. Torno sul Trevisan chiedendomi se vi sia una relazione, ritengo che vi sia, tra l'acquisto della casa, di cui ben conosceva il legame con Giorgione, e la passione per le memorie artistiche cittadine. E qui
Basta solo citare i patti avuti con Filippo Balbi, cioè l'autore del distacco degli affreschi dalla Soranza di Sant'Andrea oltre il Muson, fino ad ottenere la devoluzione al Duomo di cittadino di questi affreschi veronesiani, ma non solo, collocati in una sacrestia appositamente allestita, ma anche i distacchi di San Bonaventura e Sant'Antonio dalla chiesa dei riformati conventuali di Borgo Treviso, che altrimenti sarebbe stata demolita con perdita appunto di queste due figure. Qui siamo nei vestiboli laterali del Duomo. Parliamo quindi di affreschi staccati o strappati, e affreschi sono quelli che stanno nelle sale al piano primo della sua casa restaurata, dalla quale, come testimonianza chiave ci assicura, le due teste avevano, per così dire, preso il volo prima del 1860. È importante questa data. A questo punto gli indizi sono più di uno, al punto da assumere la veste quasi certa di prove. È assodato che Trevisan restaura la casa nel 1831, poi un piccolo colpo di scena. Nello stesso anno è fabbriciere del Duomo e in quanto tale è corresponsabile dell'affidamento del restauro della Palla di Giorgione a Giuseppe Gallo Lorenzi, per effetto di un decreto del governo austriaco che autorizza la fabbriceria del Duomo a restaurare il capolavoro. Quindi Trevisan si interfaccia con Gallo Lorenzi al punto da essere testimone del restauro della Pala, che avviene addirittura nella casa dello stesso Trevisan, contigua alla chiesa di San Liberale. A testimoniarlo è Monsignor Lorenzo Crico nelle lettere sulle Belle Arti trevisane del 1833, in cui attesta di avere visto la Pala, virgolettato, in casa del dottor Francesco Trevisan, dove il valoroso pittore Lorenzi ne fece il lodatissimo restauro. A questo punto metto in fila indizi, testimonianze, fatti. Un Trevisan, cultore dell'arte cittadina, che acquista nel 1831 non una casa qualsiasi, ma la casa con il fregio già riconosciuto a Giorgione un secolo prima. Sempre nello stesso anno un restauratore, Gallo Lorenzi, è in casa del Trevisan, fabbriciere di San Liberale, a trafficare sulla Pala, a mettere mano sul fregio, come testimoniato da Crico, e ancora una testa staccata, un'altra strappata, le affermazioni pur tarde del Fiocco e del Morassi, che a seno stacco e strappo lo stesso Gallo Lorenzi. Quindi tutto chiaro. È Trevisan il soggetto proprietario da autorizzare queste operazioni ed è Gallo Lorenzi ad eseguirle. Potrei concludere che, pur senza prove oggettive ma cospicuamente indiziarie, è assai probabile che stacco e strappo siano avvenuti nel contesto dei lavori di restauro della casa nel 1831 e comunque prima del 1836, anno della morte del Trevisan. A questo punto si pone l'interrogativo del destino, se non delle due, almeno della nostra testa, cioè, vediamo un po' a che punto sono arrivato, ecco qua, Crico. Siamo a un punto chiave adesso. Mi ricorda Trescari, dunque a questo punto si pone l'interrogativo del destino, se non delle due, almeno della nostra testa, cioè quando e a chi è stata donata. Anche se ritengo plausibile che i soggetti protagonisti della prima tappa del viaggio, della testa, chiamiamolo viaggio, siano Trevisan in veste di donatore e il ricevitore sia il suo successore nella direzione ospedaliera, il medico chirurgo Luigi Tescari. A questo punto dell'indagine invito a testimoniare quest'ultimo, perché possa dichiarare quanto è di sua conoscenza sull'affaire in questione. Tescari mi ricorda di essere subentrato nel 1936 al defunto Trevisan nella direzione dell'ospedale, dopodiché mi rinvia ad una sorta di deposizione a stampa da lui pubblicata nel 1860, quella che ricordavo un attimo fa, che è questa, un opuscolo dedicato al dottor Lorenzo Puppati per le nozze del figlio Matteo con Augusta Fabeni. Nello smilzo opuscolo, stampato per i tipi di Gaetano Longo, il Tescari propone un profilo biografico ed artistico di Giorgione. Dopo aver replicato la favola del Ridolfi di una presunta nascita di Giorgione a Vedelago, dove pure i Barbarella avevano terre e case, proprietà peraltro documentate, il Tescari accenna al fregio e alla casa che lo contiene. Casa che nel 1860 era posseduta da Valentino Pellizzari e dalla moglie Orsola Trevisan, nipote del medico Francesco. Nell'opuscolo, dopo aver parlato di altri affreschi castellani, dichiara con totale disinvoltura, quasi si riferisse ad altri, ma ben sapendo e da molto tempo come stavano le cose. Del tempo medesimo, qui fa riferimento agli affreschi di facciata del Palazzo Bovolini, si accenna il lodato fregio, che mostra varie teste, meno due, l'una trasportata in tela, cioè quella strappata, dico io, dalla Gallo Lorenzi, l'altra levata col muro, e nel qual fregio, prosegue il Tescari, vi sono
virgolettato, armi, strumenti di musica, libri, iscrizioni, capricci e tante altre cose di meccanica, di pittura, di astronomia, eccetera. Lo immagino il Tescari quando scrive questo passo in un atteggiamento quasi da gnorri, quando invece una testa, quella levata col mulo, di sicuro ce l'ha già in casa. E ce l'ha in casa da molti anni, se, come ritengo, pur in assenza di supporto documentale, gli è stata donata da Francesco Trevisan, prima della morte. Di certo stava nella casa Tescari al momento della sua morte, del Tescari, l'8 luglio 1870, visto che è ricompreso nel catalogo inventario edito nel 1875 della cospicua collezione di opere d'arte nella proprietà del medico. Un catalogo probabilmente redatto ai fini di trasmissione ereditaria o di vendita di 378 opere, tra le quali spunta al numero 86 di catalogo questa così descritta. Testa naturale, coronata da lauro, con un'espressione risentita, alta 0,62, l'alto 0,62, largo 0,42, ovale, sopra un pezzo di muro, punto Giorgione. Al margine della descrizione compaiono due annotazioni. A sinistra Rostirolla, apposta quasi certamente a giudicare dalla calligrafia a me ben nota, da Elia Favero, conservatore e direttore del Museo Civico Castellano dal 1914 al 1935. A destra il rinvio all'opuscolo dei Tescari, edito nel 1860, nel quale si accenna alla testa in questione. Dunque, la testa, prima di finire in casa Rostirolla, transita da Francesco Trevisan a Luigi Tescari e quasi certamente per dono del primo e del secondo. A questo punto dell'indagine devo confessare di essere entrato in una piccola nebulosa. La sola certezza è data dalla presenza della testa nella casa Rostirolla, già Rostirolla, oggi Piccinini. Dell'avvocato Rostirolla di questa casa si conosce praticamente tutto. Giuseppe Rostirolla nasce il 5 maggio 1816 a Covo di Piave. Vediamo un po' il faccione del Rostirolla, se lo troviamo. Scusate, no, eccolo qua. Sposa Anna Piva, che eredita la casa dal padre Domenico, trasmettendola alla morte nel 1861 al marito Giuseppe. È la casa, oggi Piccinini, ma al tempo Rostirolla. Costui si disposa con Margherita del Cantone, avendo 3 figli, Giuseppe Angelo, avvocato, Niccolò vicepretore e Teresa. Vado verso la fine, Matteo, non ti preoccupare, sono quasi addirittura d'arrivo. Giuseppe Rostirolla diventa sindaco di Castelfranco a seguito della morte improvvisa del sindaco conte Francesco Revedini, avvenuto il 21 gennaio del 1869, e manterrà la carica per 10 anni. È il sindaco dell'apertura della linea Treviso-Vicenza e della prima stazione ferroviaria ed è testimone a 92 anni nel 1908 alla partenza del primo treno sulla nuova linea Castelfranco-Venezia. Questo per dire chi era questo personaggio. Sicuramente l'avvocato Rostirolla ha conosciuto Luigi Tescari nelle sue funzioni di sindaco, eppure nelle relazioni intrattenute all'interno di un ceto di notabili al quale entrambi appartenevano. Tra i quali notabili era ben nota la collezione d'arte del direttore dell'ospedale. Non dispongo di elementi per attestare quando il patrimonio Tescari sia stato, come si presume, posto in vendita, né posso affermare, anche se lo ritengo assai probabile, che appartenga all'avvocato Giuseppe Rostirolla, prima della di lui morte nel 1912, l'iniziativa di acquistare un lotto di dipinti della collezione Tescari, testa compresa, ovvero quelli siglati Rostirolla da Elia Favaro nel catalogo del 1875. Dipinti poi trasmessi per eredità da Rostirolla ai figli, anche se non è possibile escludere che tale iniziativa di acquisizione, come annota Marco Mondi nel catalogo della civica collezione museale, possa essere stata degli stessi figli di Giuseppe. Non ho neppure potuto accertare, è una mia mancanza questa, l'epoca della transizione proprietaria degli immobili, testa compresa dalla famiglia Rostirolla e dalla famiglia Piccinini. Circa le modalità di questa transizione, sto andando verso la fine e correndo, ho potuto acquisire la testimonianza di una collaborazione professionale e di amicizia tra l'avvocato Giuseppe Rostirolla e Pietro Piccinini, titolare di un cambiavalute, così tanto per non... sì, è lui proprio, di un cambiavalute e altre attività commerciali, della successiva devoluzione ereditaria da parte dei figli maschi di Giuseppe Rostirolla, cioè Angelo e Niccolò, entrambi celibi, a favore di Albano, figlio di Pietro Piccinini, e da questi al figlio Alberto, così all'anagrafe, in realtà chiamato Pietro Piccinini. Alla fine di questa traiettoria di indagine ritengo
e sto andando veramente alla conclusione, sia motivo di soddisfazione, questa è una mia opinione personale, il fatto che la testa del fregio sia ancora in tutta la sua monumentale imponenza a Castelfranco, pur in proprietà privata, e non abbia conosciuto la dissoluzione nell'ignoto della consorella strappata. Chiudo lasciando aperte alcune piste istruttorie da esplorare, per chi desidera ovviamente inoltrarsi. La sorte effettiva della collezione Tescari, accertando le modalità e i tempi di smembramento e l'eventuale dislocazione delle opere ancorché reperibili e identificabili rispetto alle descrizioni del catalogo del 1875. Poi l'esistenza di eventuali tracce documentali circa l'ingresso della testa nella proprietà Rustirola, poi Piccinini, poi dico una piccola chiosa su questo che riguarda anche Enrico, la sorte della testa strappata al Gallo Lorenzi, che è ben leggibile in una foto di Edoardo Sosso del 1871, eccola qua, 1971, su cui destino si può formulare più di un'ipotesi. Per quanto riguarda le tracce documentali dell'ingresso, avremmo potuto, nell'incontro che abbiamo avuto con Enrico, in un avvio di trattativa, possiamo chiamarla così, nel 2009, di andare oltre e di chiedere anche la disponibilità di accesso a dei documenti di carattere molto privato, familiare, insomma, ma ad un certo punto si è ritenuto che non fosse quello il momento, il contesto, quindi di non intaccare la delicatezza, poi già essere stati accolti in casa, aver potuto fotografare e vedere questo monumento, questa testa straordinariamente immagante, ecco, possiamo dire. Quindi questi sono i punti finali. Concludo dicendo che l'ora è tarda ormai, Matteo, il giudice istruttore è soddisfatto, l'istruttore almeno per l'Orfeo imperatore che dir si voglia, imperatore laureato che dir si voglia, quindi da ritenersi, dal mio punto di vista, conclusa, non senza sottolineare quanto sullo sfondo di due teste, che per così dire hanno preso il volo dal fregio, vi sia l'anima di un'intera città, l'anima di una intera città con la sua plurisecolare storia, con le sue personalità, i suoi artisti, le sue istituzioni, il suo patrimonio culturale e quei due grandi capolavori, Pala e Fregio, su cui proseguire a investire in conoscenza, studio, esplorazione e valorizzazione delle vaste potenzialità in ambito storico-critico e anche di turismo culturale che Giorgione e le sue opere qui e altrove, la cultura non solo pittorica del suo tempo, l'arte e l'architettura tutta e la storia di Castelfranco e del suo territorio storico possono offrire a piene mani. Grazie. Ecco, grazie molte a Giacinto Cecchetto. Questo tema è un tema ovviamente caldissimo e le domande sono giustamente molte, le ipotesi anche. Io come così a livello di pura così, riflessione viene da pensare come un uomo dello spessore di Francesco Trevisan, nel cui elenco degli scritti che si conserva in biblioteca è anche presente questo scritto sulle osservazioni, sugli strappi d'affresco, sulle modalità, sulle tecniche, e che è quello che poi ha anche messo in un certo modo in salvo i beni della Soranza, possa aver combinato un massacro come quello della testa diciamo più a sud. L'altro è un lavoro, insomma, quello della Sinopia, più tecnicamente un po' più evoluto. L'altro è un autentico massacro che si è portato via. Intanto chiamo Fabio e Marco Mondi qui e ringrazio ancora Giacinto. Massacro che si è portato via, diciamo, le due tabelle con i motti che, come sapete, accompagnano il fregio est con estrema regolarità e molto ordine. Ecco, queste due tabelle mancano. Gli studiosi nel corso del tempo si sono impegnati in varie ipotesi ricostruttive, con Daniela Dal Post nella costruzione delle due tabelle si sono seguiti diverse ipotesi, dalle più prime ipotesi di Augusto Gentili, una seconda ipotesi dello stesso Augusto Gentili e infine le ipotesi di Silvio D'Amicone. Quando eravamo comunque già ampiamente inoltrati nel terzo atto del nostro Dar voce al fregio, che è appunto quello di Enigma su pietra,
Marco e Fabio Mondi ci comunicano una scoperta che è veramente incredibile e che dovrà essere ulteriormente approfondita. Su Marco e Fabio Mondi potremo dire molte cose, ma lo svilupperemo, direi, dopo il profilo biografico dei nostri due, che qui faranno una breve comunicazione quando parleremo della pietra, dell'iscrizione su pietra. E hanno fatto questa scoperta, ce l'hanno comunicata e questa scoperta è finita nel nostro quaderno Dar voce al fregio sotto il titolo di Le tabelle mancanti. Quindi io darei subito la parola inizia Fabio, prego, a voi. Allora inizio io, buongiorno. Io mi sento un po' fuori posto perché comunque mi trovo coinvolto in questa storia e vorrei iniziare subito. Dopo l'identificazione della lapide, della quale più avanti ne parleremo, c'è stato di recente, come diceva appunto Matteo, un ritrovamento della fotografia che vedete proiettata, che è uno scatto antecedente al 1955, per cui antecedente al restauro Tintori. E questa fotografia è conservata a Venezia nella fototeca della Fondazione Cini, nel fondo Pallucchini. Noi pensiamo che, cioè siamo convinti, intanto si vede che sulla parte sinistra la zona interessata è quella appunto della testa mancante e delle due tabelle distrutte, no? Per cui noi riteniamo che questa fotografia sia una ricostruzione, una testimonianza, vogliamo, una memoria delle due tabelle con le due scritte originali, quelle eseguite da Giorgione. Quando questa ricostruzione è un po', scusate se per capire meglio, è come un po', io vado più facile con i dipinti, quando ci sono delle scritte sul retro di un dipinto, della prima tela, e il dipinto ha bisogno di essere reintelato, allora chi fa questo tipo di lavoro riporta, proprio per memoria, riporta le scritte che si trovano sulla tela originale. E questa è un po' una cosa simile, è successo un fatto un po' simile. Quando questa ricostruzione sia stata fatta, e da chi è un po', cioè non c'è una prova precisa, ma noi riteniamo che possa essere stato il dottor Francesco Trevisan a farle ricostruire. Noi abbiamo una visione un po' leggermente diversa da quella del dottor Cecchetto, che dice che la testa sia stata staccata con la distruzione delle due tabelle dal dottor Francesco Trevisan, sia stata fatta staccare. Noi pensiamo che il dottor Francesco Trevisan, quando nel 1831 ha acquistato la casa, la testa staccata e gli strappi, e oserei dire che di strappi mi pare che ce ne sono più di uno, chiaramente sul lato est sì, sono due, ma sul lato ovest ci sono altri due strappi sulla parte centrale e subito a fianco, che noi riteniamo questi interventi siano stati fatti prima dell'acquisto della casa. Cioè ci sembra un po', almeno io personalmente riesco difficile ad accettare che un Francesco Trevisan faccia fare uno scempio del genere, cioè permetta di togliere una testa distruggendo addirittura le due tabelle, insomma. Quindi noi pensiamo che lui abbia acquistato la casa, tanto più forse proprio per l'idea del fregio, l'abbia acquistata
in questa situazione in cui la casa era fatiscente. Proprio per salvarla. Per salvare salvarla, esattamente, e quindi abbia a un certo momento forse fatto restaurare il fregio. Magari non so se da Gallo Lorenzi o da chi, adesso questo è un po'. Però secondo noi questo intervento può essere dovuto al dottor Francesco Trevisan. Ecco, se vuoi continuare. Sì, infatti, nel senso che anche la tipologia stessa dei caratteri dipinti è una tipologia, non è il mio campo, però usare la U al posto della V generalmente mi pare si inizi a farlo dalla seconda metà del Settecento in poi, per cui questo potrebbe far pensare effettivamente a una realizzazione delle due tabelle voluta nella prima metà dell'Ottocento. È logico che se Francesco Trevisan effettivamente acquista la casa, perché addirittura a un certo momento volevano buttarla giù, per cui acquista la casa per salvare i fregi Giorgione, sicuramente lui conosceva bene il fregio, e se qualcuno prima, quando la casa era in mano a proprietari di cui evidentemente non gli importava nulla, può essere che in quel momento sia stata tolta la testa in maniera, rovinando le due tabelle in maniera così barbarica. È più logico, forse no, è un'ipotesi anche questa, pensare che sia stata tolta prima, e semmai che poi Francesco Trevisan, che ha donato opere, ha fatto fare l'altare di Luigi Zandomenichi, una persona molto ricca che si è interessata perché gli affreschi del Veronese siano portati al Duomo, che ha donato gli Orazio del Paradiso che abbiamo visto prima, l'elenco di opere che ci ha fatto vedere Giacinto Cecchetto. Una persona così attenta e amante dell'arte, vedo difficile fare un intervento del genere andando a rovinare addirittura due tabelle per sempre. E cosa dicono queste due, se posso, queste due tabelle nuove? Queste due tabelle allora riportano un motto tratto dall'Antico Testamento, l'Ecclesiaste, quella di sinistra, e dalla fotografia del Pallucchini è veramente difficile da capire, se non fosse stata per un'interpretazione fatta, una supposizione fatta dal professor Augusto Gentili nel 2003, che aveva supposto potessero essere verbum dulcet multiplicat amicos. Sapendola, abbiamo potuto con certezza vedere che quella era la frase esatta. L'altra tabella invece è stata più difficoltosa, almeno per noi che, ripeto, non è il nostro settore, però alla fine siamo riusciti a capire che era una frase estrapolata, una parte di frase estrapolata da un autore che all'epoca si pensava fosse Seneca, attribuita a Seneca, adesso sembra sia forse parlano di pseudo Seneca o di un altro, e che sostanzialmente riprende sempre con la parola verba, per cui le parole, dicendo facilius penetrant verba quae moli vadunt. Per cui queste due tabelle che Francesco Trevisan ha fatto dipingere, senza neanche voler fare una ricostruzione, proprio a livello di testimonianza, perché ha omesso addirittura la testa centrale. Quello è un volere, secondo noi, fatto da Francesco Trevisan, testimoniare quello che prima c'era là, per portarcene memoria. Poi, concludo velocemente, se puoi andare avanti Matteo, poi cosa succede? Succede che sottolineo, secondo me, che ha grande importanza l'ultima parola a destra, della tabella di destra, vadunt, quel guardare, quel passare in superficie, eccetera. Io sono convinto, o almeno è una mia ipotesi, che queste due tabelle, con la testa centrale, poste proprio in una parte del fregio dove ci sono gli strumenti musicali, forse alludano, e mi ricollego a quello che diceva Enrico Maria del Pozzuolo prima, alla parola cantata. Per cui c'è questo collegamento, e se così effettivamente fosse, sarebbe un motivo in più per poter pensare che il personaggio raffigurato nella testa sia effettivamente Orfeo, che con il suo canto penetrant, facilius penetrat, negli inferi, per addirittura portare alla vita Euridice. Cioè, per cui c'è quasi
un mutare nell'interpretazione della storia del fregio, di alcune ipotesi di lettura del fregio, in un senso positivo invece che catastrofico, perché quella possibilità della parola che penetra più in profondità, forse è una nostra supposizione, poi saranno studiosi ben più addentrati di noi a poterlo confermare oppure negarlo. Ultima cosa, il restauro, probabilmente il Tintori, forse magari anche quello del Pelliccioli del 34, del Novecento, hanno tolto questa testimonianza che abbiamo visto prima della foto Pallucchini e hanno, o uno o l'altro, fatto la foto questa, per cui una ricostruzione di come realmente poteva essere stato in origine, però ormai dimenticando il testo delle due tabelle. Restauri successivi scusa, l'hanno riportata. una precisazione. Naturalmente le scritte che si vedono, che si leggono sulle tabelle della foto della Cini, corrispondono perfettamente a ciò ovvio. che rimane delle tabelle originali, cioè quelle che adesso si coincidono con le lettere. Le lettere coincidono perfettamente. E tra l'altro, un'altra cosa che mi stavo dimenticando, prima, e forse avevo messo la fotografia ma non la vedo qua, poi andare avanti ancora, ecco qua, torni indietro, eccola qua, prima ancora della scoperta, no, torna indietro per favore, ecco, prima ancora della scoperta della fotografia del fondo Pallucchini e Lazzini, andando sulla scala, che abbiamo avuto questa fortuna di guardare veramente il fregio con la lente di ingrandimento e fare un'infinità di fotografie, di macrofotografie, incisa, come in molte altre tabelle si vede, incisa c'è una R, per cui la parola doveva, la parola della seconda riga doveva per forza finire in rant, infatti è penetrant, per cui c'è qualcosa in più oltre a quello che realmente si vede fino adesso, c'è anche la lettera incisa. Ecco, noi tagliamo perché sennò andiamo veramente a sforare. Grazie ancora. Grazie ancora Marco, grazie Fabio. Grazie. Come potete aver intuito, insomma, il tema che questa novità ci introduce è un po' quello di sviluppare un po' meglio le conoscenze sul che speriamo possa essere una delle linee operative del museo dell'anno prossimo, il tema dei restauri del fregio, cioè occorre finalmente indagare con profondità, con calma, con metodo la storia dei restauri del fregio, con delle ricerche puntualmente dedicate a questo. Benissimo, ora con qualche ritardo sulla tabella di marcia, io adesso direi che ci prendiamo, doveva essere un quarto d'ora, 10 minuti di pausa, e poi ci ritroviamo dunque qui, diciamo, a mezzogiorno meno un quarto. Ecco, ricominciamo il nostro seminario, lasciandoci dunque alle spalle la testa mancante ed addentrandoci nel terzo atto con un brevissimo direi proprio passaggio da parte mia sul secondo atto. Come ho detto, se il primo atto di Dar voce al fregio è stato la ricerca sulla testa mancante, il secondo atto è stato la produzione di uno strumento che il nostro museo mancava, relativamente alla descrizione e al racconto del fregio per quello che è nella sua dimensione proprio di racconto, direi. E quindi c'è stata la realizzazione di questo volume che voi vedete qui, che si chiama Giorgione il fregio, che è un volume che abbiamo prodotto con lo studio Ozium, che ha un duplice valore. Da un lato è una guida essenziale alla comprensione del fregio, partendo dal presupposto che non è un'opera per i visitatori del museo che sia di immediato impatto, insomma, non è un'opera che si legge e si capisce così. E quindi con questa guida in italiano e in inglese offriamo una decifrazione di base dell'opera ai nostri visitatori. Poi c'è questo bellissimo leporello all'interno del libro in cui uno può vedere il fregio nella sua interezza e diciamo quindi contestualizzare i grandi dettagli fotografici che accompagnano poi le altre pagine. Quindi si può vedere, per così dire, il fregio come non lo si è visto mai, tranne per chi è salito sulla scala. Ecco.
E questo volume, che voi troverete appunto in vendita nel bookshop e anche qui quest'oggi, consentirà appunto un esame più ravvicinato del fregio e, per così dire, portarselo faccia a faccia a casa propria. Per quanto riguarda i testi, abbiamo qui utilizzato un nuovo lavoro di Silvio D'Amicone, che come sapete è uno studioso che si è dedicato per anni e anni allo studio del fregio. E per quanto riguarda invece il fregio Ovest, l'altro fregio, che è comunque dentro un pensiero unico e che spesse volte si dimentica, invece siamo avvalsi di quanto era stato scritto a suo tempo dal Ruggero maschio. Quindi questo strumento è uno strumento di cui il nostro museo si è dotato e che siamo veramente felici di poter avere ora a disposizione. È uno dei risultati più belli, credo, di quest'annata. Ma veniamo al terzo atto, che è Enigma su pietra. Diciamo che io non ruberò molto tempo a Marco e a Fabio Mondi per introdurre come si è arrivati a questo terzo atto. Dirò soltanto che va la gratitudine di tutta la città di Castelfranco e a Fabio e Marco Mondi per averci donato questo oggetto, che adesso è entrato nell'allestimento permanente del museo, ed è questa pietra su cui sono rivolte poi le attenzioni degli studiosi che abbiamo coinvolto, che riporta una frase che sta anche in uno dei motti del fregio. La vedete credo già alle mie spalle, e io quindi darei ora la parola a Fabio e a Marco per raccontarci innanzitutto da dove viene, o da dove presumibilmente viene, questo straordinario oggetto che adesso tutta la cittadinanza e tutti i visitatori del museo troveranno appunto in Sala Fregia. Allora, se puoi andare avanti, magari, eccola qua. Allora, dopo... Ti posso avvicinare un po'? Dopo l'identificazione avvenuta, diciamo, di questa lapide, con l'aiuto anche di un testo del professor Adriano Mariuz, si è deciso appunto di fare questa donazione al Museo Casa Giorgione, perché ci sembrava il luogo più indicato dove conservarla. E questa lapide porta un aforisma di Publilio Siro, all'epoca, cioè all'epoca della lapide, all'epoca della realizzazione del fregio, creduto di Seneca, che recita appunto Fortuna nemini plusquam consilium valet. Nella lapide però la parola consilium è scritto consiglio. Allora questa diversità darà origine a varie supposizioni, a varie idee, forse probabilmente un errore di chi, un errore dell'apicida, un errore del committente, oppure un qualcosa un qualche motivo che ci sfugge, non si riesce a capire con certezza, almeno per il momento. Cercare di capire dov'era questa lapide, cioè arrivare ad una possibile, diciamo, provenienza dall'epoca in cui è stata eseguita fino ad ora, noi per certo possiamo dire che ce l'avevamo in casa da più di 30 anni probabilmente. Ci era stata donata da nostra zia Maria, e poi prima, con ogni probabilità, lei l'ha avuta da Santino Moresco. Santino Moresco era un personaggio di Castelfranco che qualcuno di loro forse avrà anche conosciuto, e lui era un esteta, un amante dell'arte, una persona molto interessata. Tra le sue cose c'erano molti oggetti che riguardano Castelfranco, minori ma anche sculture, dipinti, qualche mobile interessante, e
molte cose, soprattutto, e tante anche documentazioni, molte documentazioni, anche per esempio dei Marta, di altre famiglie importanti di Castelfranco. Santino Moresco era figlio del colonnello Sante secondo Moresco di Castello di Godego e della contessa Laura Bonzi di Crema. Era parente della contessa Sofia di Felissan, l'eccentrica amica anche del D'Annunzio, mecenate d'arte. Sì, in un certo senso, forse era parente Santino Moresco anche del conte Macola, di quel Domenico Moresco che ha riportato le famose scritte, dicendo le scritte dietro alla pala, no? Dicendo vieni Cecilia, eccetera, eccetera, che lui sostiene che non c'era assolutamente scritta la parola Barbarella. Per cui, ed è stato anche, diciamo, ha insistito perché nella scultura del 1878 del Benvenuti, eseguita appunto in occasione del centenario, del quarto centenario della nascita, dietro, sulla parte sotto della tavolozza, ecco, venisse incisa questa frase, questa vieni Cecilia, vieni eccetera, eccetera. Poi, cosa ancora? Santino Moresco, due cose interessanti sono uscite da queste nostre, diciamo così, ricerche, da questi nostri studi, che i bisnonni di Santino Moresco, cioè l'ingegner da parte paterna, l'ingegner Antonio Giacomelli e la moglie Felicita Cesconi, la Cesconi è quel cognome che Nadal Melchiori, tra le opere che riporta nei suoi manoscritti dove parla delle opere di Giorgione in Castelfranco, parla anche di questa casa Cesconi affrescata dal giovane Giorgione. Casa Cesconi che però naturalmente non è stata rintracciata, non sappiamo dove, cosa. Sì, ovviamente, scusa se mi permetto, le attribuzioni di Natal Melchiori sono sempre da prendere con le pinze, nel senso che... Certo, però diciamo ecco che c'è questa fantastica prospettiva. Un'altra cosa interessante è che è sempre uscita durante queste ricerche, che questi bisnonni, cioè l'ingegner Antonio Giacomelli e la Felicita Cesconi, diventano nel 1845 tutori di Girolamo Almerigo de Castellis, figlio di Giovanni de Castellis, per cui diventano tutori, ma la Felicita ha anche l'usufrutto del palazzo Almerigo de Castellis. Quindi, questo qua in fianco al teatro di cui si parlava prima. Questo a fianco al teatro. Quindi si viene a creare, diciamo, questo collegamento tra la famiglia Moresco e la famiglia Almerigo de Castellis. Almerigo de Castellis, come abbiamo visto con il professore Elia Bordignon Favero, che era la famiglia proprietaria della casa del Fregio nel momento in cui il Fregio è stato dipinto. Ecco. O perlomeno in quegli anni. Sì. Mi permetto di aprire una parentesi, visto che Matteo ha tirato fuori la storia della Scala, che abbiamo avuto l'occasione di vedere da vicino il Fregio, soprattutto il Fregio a ovest, con gli occhiali e veramente a 20 centimetri. E con la lente a volte anche. E a volte con la lente. Siccome mi pare che ultimamente questo fregio è stato poco considerato, cioè il lato ovest, mi pare poco considerato, io vorrei permettermi di sottolineare che
secondo noi invece è dipinto con una grande qualità, è dipinto, sembrerebbe una mano diversa, anche tecnicamente diversa, perché ci sono dei modi di trattare le lumeggiature completamente diverso tra le due parti dei fregi. Quello di sinistra usa anche graffiare sull'intonaco per creare le parti lumeggiate, mentre nel fregio ovest vediamo un uso più sciolto e per le lumeggiature esclusivamente di biacca. Però la cosa interessante è intanto l'alta qualità del fregio ovest, al pari, almeno dal mio punto di vista, del fregio est. Sì, diversa, ma altrettanto... È una mano diversa, più sciolta, più nervosa, e qui vorrei fermarmi, se no poi Matteo mi dà la scomunica. Dipende perché. Non per il tempo, ecco, non per il tempo, Ecco. ma magari Marco adesso può... Sì, per cui noi veramente siamo non solo contenti, orgogliosi di aver fatto questa donazione, non in sé per l'oggetto, ma poi a noi ha stupito quante cose più o meno piccole, importanti, meno importanti, sono uscite direttamente o indirettamente grazie a questo piccolo oggetto, a questa pietra. Da un lato il legame indubbio per epoca, poi saranno gli studiosi che parleranno dopo a precisare meglio di noi, ovviamente. Però al di là del legame sicuro con il fregio Giorgione, tra l'altro prendendo anche una delle tabelle che tutto sommato forse proprio una delle più importanti di tutto il ciclo d'affresco, perché segna il passaggio anche a Castelfranco dal Medioevo sostanzialmente al Rinascimento, all'umanesimo, a una cultura umanistico-rinascimentale. Quell'aver preso questa frase all'epoca ritenuta di Seneca, però poi scoperta come di Publilio Siro, capovolta, che poi sia stato l'errore dell'amanuense, sia stato l'errore dello stampatore, sia stato... Fatto sta che la scelta di prendere una frase che in origine diceva che la fortuna vale più della saggezza, della ragione, cioè qualcosa che viene dall'alto, qualcosa che viene da Dio, qualcosa che viene dal cielo, domina la realtà dell'uomo, capovolgendola, dicendo che invece è la ragione, la saggezza che vale più della fortuna, vuol dire che anche da noi l'uomo è diventato al centro dell'universo. Per cui si entra, segna la svolta dell'ingresso anche di Castelfranco in una nuova epoca. Per cui al di là di tutte queste cose qua, poi sono uscite la stessa scoperta delle tabelle che abbiamo visto prima. È partita perché noi si cercava, Fabio soprattutto, delle vecchie fotografie per poter capire se si riusciva a vedere qualcosa in più prima degli ultimi restauri. Ed è saltata fuori questa fotografia, tra l'altro la Fondazione Cini, non in un archivio privato, eccetera. Poi altre cose, salendo sulla scala, vedendo, ci si accorge di un modo di operare dei pittori che hanno lavorato, perché forse era un'equipe, e forse mi viene anche da pensare che chi ha eseguito manualmente le lettere delle varie tabelle forse era un aiutante più che un maestro, forse perché era una cosa anche abbastanza consueta dare le parti più semplici. Per cui, ma vedere ad esempio come questo qua impostava, se noi possiamo andare avanti, di 3-4 foto, poi mi riprendo con questo, ecco, no, ancora? Ecco, se noi ad esempio andiamo a vedere la tabella che precede quella della tabella interessata con la frase di Publilio Siro, vediamo come praticamente, siccome la tabella è molto densa di parole, come l'autore avesse bisogno di fare delle tracce prima sull'intonaco, prima di dipingervi. Se andiamo nella fotografia successiva, ad esempio, tra i vari casi, la parola che finisce in tour, se noi vediamo, spero che dalla fotografia si possa vedere e intuire, ma mi pare di sì, vediamo come tutte le lettere siano spostate sulla destra, tra cui anche la V che va a coprire lo spazio della R.
e siccome siamo a fine tabella con la R, boh. Ed è un qualcosa di simile, ma questo si ripete, forse andando avanti ci sono altri esempi. Ecco, un'altra tabella ancora, sempre del Fregio Est. Guardate, il nesso tra le due lettere A e era a rovescio, era E A. Se noi andiamo avanti ancora, tutta la parola iniziava più a sinistra e poi la E era al posto di la E attuale al posto di una R. Queste cose da giù difficilmente si riescono a percepire chiaramente, e questo, io adesso sto parlando delle tabelle scritte, ma lo stesso vale per la parte figurata del fregio. Per cui sono venuto a fare tutto un insieme di cose e che poi si ricollegano, perché anche alla nostra tabella, poi tornare indietro Matteo, una delle cose che ci ha lasciato un po' è la parola consiglio, che nella lapide è consiglio, nella tabella è consilium. Allora, probabilmente è un errore della Picida, probabilmente non ci stava con la ium nella riga dell'ovale, anche se magari stringendo un attimino, come ha fatto nella parola sopra, poteva anche starci tranquillamente la ium. Però ti viene da dire, ma come mai? Come mai l'io? Se noi poi andiamo a vedere da vicino, e qua lo si vede forse con la fotografia successiva, che tra l'altro questa l'ha scattata Matteo, devo metterlo. È rovescia, si può raddrizzare? Gesù, questo è troppo. Se questo è troppo. Perché nel mio computer si vedeva dritta, qua invece è rovescia. Niente, va bene, allora cerchiamo di girare la testa. Se noi guardiamo, la L parte, la L dipinta, si attacca con la L incisa. Tutta la gamba inferiore, la parte inferiore della L con la piccatura in alto, finisce a metà dello spazio tra la I e la V, e la U, scusate, tra la I e la U. E dopo c'è la traccia della I. Se noi andiamo a vedere, si può rivedere la tabella in grande, quella con il particolare, no, quella precedente, esatto. Se noi rapportiamo tutte queste distanze, vediamo che, come avevo detto prima, anche qua lium, la UM, se la I la spostiamo così avanti, anche la L, come appare incisa, non ci sta, però ci sta consiglio. E allora ti sorge un dubbio, ti viene da dire come mai questa strana coincidenza che poi, guarda caso, anche nella lapide è IO? Allora ti viene da dire, ma non è che questo errore, se c'è stato, magari l'ha fatto il committente e poi è stato corretto a un certo momento, ancora in fase d'opera. La pietra non poteva essere più corretta, la lapide, mentre l'altra sì. Concludo velocemente per buttare un sasso nel vero senso della parola, che probabilmente è un'invenzione, probabilmente un frutto della mia fantasia, della nostra fantasia. Però se noi andiamo alle ultime fotografie, Matteo e T, che raffigurano i libri all'inizio del Fregio Est. Proviamo ad ingrandire le immagini. Sono scritte o sono segni messi là, tanto per riempire la riga? Quella L, la U, boh, che si parla di quella Z, boh, quella iniziale, poi una T, boh, cos'è? Sono fantasia probabilmente. Però secondo me varrebbe forse la pena, da parte di qualcuno che sa queste cose, di approfondirle. Se andiamo avanti ancora, in un altro libro, stessa cosa, par di intuire forse non solo dei segni buttati là. Allora, questo qua forse è fantasia, ma può forse aiutare anche questo all'interpretazione del significato del fregio. E qui concludo. Grazie ancora a tutti loro. Grazie Marco. La prima del libro, che così si vede. Sì, ecco, dov'è? Qui, ecco. Grazie Fabio, grazie Marco. Naturalmente, vedete, uno degli aspetti che ci è sempre piaciuto, insomma, rilevare rispetto a questa impresa dell'epigrafe, della lapide, è stato
vedere cosa si può, che mondo si può nascondere dietro un singolo piccolo aspetto del fregio, cioè che è un'opera che funziona un po' come dei link, tu ci clicchi sopra e si apre qualcosa. Bene, proseguiamo, chiamerei il professor Buonopane qui. Il professor Buonopane è stato professore di storia romana e di epigrafia latina all'Università di Verona, adesso continua come professore a contratto, è responsabile di ricerche epigrafiche in varie missioni di scavo archeologico, Cagliari, Pompei, Potenza, Avellino, Aquileia. È stato ospite in varie università straniere, collabora al CIL, al Corpus Inscriptionum Latinarum, e collabora a vari gruppi di studio internazionali, è autore di numerosissime pubblicazioni, tra cui anche un fortunato manuale di epigrafia latina. Quando noi abbiamo ricevuto questa lapide ci è sembrato giusto innanzitutto provare a studiare l'oggetto in 3 dimensioni, che sono le 3 dimensioni che poi adesso svilupperemo, prima con il professor Buonopane, poi con il professor Lazzarini e infine con la dottoressa Fatima El Matuni, che è l'aspetto legato invece al contenuto di quello che sta scritto in questa lapide. Quindi a lei la parola, professore. Grazie, se apriamo. Grazie. Questo si chiuderà qui, questo sarà. Questo no? Sì. Con calma. Sì, facciamo tutto. Forse piano. Ormai è diventato esperto, sì, è velocissimo. Sì, passo anch'io. Ecco, va bene. Prima di iniziare desideravo ringraziare l'amico Enrico Maria Dal Pozzolo che mi ha introdotto questo mondo nuovo in cui sono stato accompagnato anche dai dottori Fabio e Marco Mondi. Veramente, quando ho visto la lapide sono rimasto molto colpito, perché è un po' di tempo che mi occupo di epigrafia postclassica e anche della fabbricazione dei falsi in età postclassica, per cui mi ha molto impressionato. E poi devo ringraziare il direttore Matteo Melchiorre e la dottoressa Marta Favaron, perché veramente mi hanno aiutato durante le autopsie. Non è molto facile trovare così disponibilità, ve lo posso garantire, e quindi questo ha reso anche piacevole questo lavoro. Va bene, cominciamo a vedere allora la nostra pietra. Vado avanti con questo? Ecco, questa è la pietra. È un piccolo oggetto, le dimensioni sono molto ridotte, poi avrete modo di vederlo nella sua esposizione. È interessante perché, come potete vedere, il campo epigrafico è racchiuso in un listello circolare e poi delimitato da una serie di fuserole. L'esecuzione è anche abbastanza buona. Una cosa che colpisce subito è che una parte dell'iscrizione, della parte della lapide, presenta dei fenomeni abbastanza profondi di corrosione dovuti al dilavamento, quindi fa presupporre che sia stato esposto per un certo periodo all'aperto. Ecco, qui vediamo alcune immagini prese dall'alto e di lato, perché sono interessanti per capire anche l'impiego di questo oggetto. Quello che colpisce in particolare è, intanto vedete che è tronco piramidale e si nota molto bene da questa fotografia dall'alto. Quindi di solito blocchi di questo genere, di questa forma, sono impiegati come conci, come chiave di volta di un arco. E per cui a me è venuto spontaneo pensare, mi spiace che non ho trovato confronti in Castelfranco, in zone vicine, ma ce ne sono parecchi ad esempio in Friuli, mi è venuto a pensare che si tratti della chiave di volta di un palazzo, magari di un certo prestigio, con il motto, un motto scelto dal committente, dal proprietario, un motto che vedremo si rifà poi a questa sentenza di cui la dottoressa Alfatumi poi vi partirà con un particolare approfondimento. Andiamo avanti. Ecco, questa è la ricostruzione della lapide fatta dal laboratorio Unisve, di restauro Unisve, mi pare, spero di ricordare il nome esattamente. Ecco, possiamo leggerlo insieme e dice: Fortuna nemini plus quam consilio valet. L'integrazione è abbastanza semplice, anche rifacendosi, come abbia fatto notare chi ha parlato prima di me, rifacendosi proprio alla tabella del fregio di Giorgione. L'aspetto interessante è anche l'aspetto paleografico. La scrittura impiegata nella realizzazione
di questa iscrizione è la scrittura. Oggi ha avuto tantissime definizioni. Io adotto quella dell'amico Bassetti che abbia nominato all'inizio Enrico Maria, mio collega che è particolarmente esperto in questi tipi di scrittura. Oggi viene chiamata maiuscola antiquaria. Perché? Perché è una scrittura maiuscola, ma per quella che è stata adottata a partire dal 400, a partire da Feliciano e dagli umanisti del 400, per riprodurre le iscrizioni alla maniera antica, alla maniera romana. Ho fatto un pasticcio, sapevo io. Speriamo sia recuperabile. Scusate, ma... Ecco, beh, così rivediamo, ripetita Juvent. Ecco qui, andiamo avanti di una. Ecco, questo è un esempio tipico. A destra avete un'iscrizione dei primi decenni del I secolo d.C. Questa è l'iscrizione dell'acquedotto di Brescia, donato alla città dall'imperatore Tiberio, e è il tipico esempio della scrittura che gli antiquari a partire dalla seconda metà del 400 riproducevano e cercavano anche con manuali e con trattati di imporre come canone di scrittura da adoperare sia nelle iscrizioni sia nei codici e nelle opere stampa in seguito. Aspetta che devo stare attento a non toccare lì. A Castelfranco questo tipo di scrittura è particolarmente diffuso, a dimostrazione quindi anche di una certa pratica scrittoria molto diffusa, molto evoluta. Vi mostro due esempi bellissimi. Mi spiace qua non ho una bella foto. Questa è la mensola che è inserita nella torre civica e che sostiene il leone. È l'iscrizione del podestà Pietro Gradenigo, 1499, quindi anche l'area cronologica è più o meno quella del fregio, e se non voglio entrare in problemi che non mi competono. Ecco, ma vedete la cura, spero che si veda la forma di certe lettere come la R, la O, la D, bellissime. L'altra, che per me è eccezionale, meriterebbe uno studio particolareggiato, è quella che si trova davanti alla Pala di Giorgione, quella di Matteo Costanzo di Cipro, che risale al 1504. Guardate, questa sembra un'iscrizione romana in senso romana antica, eccezionale. Le lettere sono a disposizione delle lettere, vedete che molte lettere si possono iscrivere in un quadrato, guardate le O, gli antichi chiamavano questo tipo di scrittura quadrata. Vedete la O, la N in particolare, come possono stare in un quadrato, proprio equilibrata. Chi ha disegnato e poi fatto realizzare questa lapide è veramente una persona di grandissima conoscenza dei caratteri. Da dove derivavano questi caratteri? Dai grandi manuali, ve li citavo prima, ve li mostro rapidamente. Il più famoso, non credo che la nostra lapide attinga a questo, perché questo è l'Alphabetum Romanum di Felice Feliciano. Il primo trattato, Felice Feliciano era amico di Mantegna, amico dei grandi umanisti e dei grandi pittori di quel periodo, però è il primo che traccia un canone su come si riproducono le lettere. Guardate la bellezza di queste lettere. Ecco, io penso piuttosto che lui si sia ispirato, ecco lui, però chi era questo lui? Il committente, chi sulla base delle indicazioni del committente ha realizzato la minuta, o chi ha realizzato anche la lapide. Sono problemi molto grossi questi che abbiamo anche per l'epigrafia romana, per l'epigrafia latina classica. È molto difficile ricostruire la filiera. Se noi oggi facciamo realizzare un'iscrizione, noi andiamo con un testo da un lapicida, spesso in occasioni non tanto piacevoli. Il lapicida presenta dei modelli, presenta le forme, ci fa vedere una minuta, poi magari fa firmare questa minuta e poi la fa realizzare. Questo avveniva anche, credo, per le iscrizioni di questo periodo. Quali erano i manuali diffusi in questo periodo? Ma uno dei più famosi era quello di Luca Pacioli, il De Divina Proportione, tra l'altro stampato a Venezia in quegli anni. Vi mostro alcune di queste lettere perché sono veramente eccezionali. Lui mostra la costruzione, quella A che avete visto prima nell'intervento di Marco è perfettamente questa. La vedete anche il modo di realizzare. Oppure la E con le apiccature, quelle che in tipografia si chiamano le grazie, non oso toccare, sono quelle inferiori, no? Che si chiamano a uncino o a becco, sono le stesse, le vedete. O guardate la L,
con la barra inferiore che ha una piccatura a gancio molto pronunciata, o la Q con la coda, molto belle, e con il cerchio disassato, leggermente obliquo, che è tipico della scrittura romana antica. Oppure, forse ancora di più, il trattato di Sigismondo Fanti, che era quello più diffuso in questo periodo. Ho abbreviato il titolo perché, come vedete, è un titolo di più righe, che è questa Theorica et Pratica de Scribendis Fabricandisque Omnes Literarum Species del 1514. Anche lui passo rapidamente per non rubare tempo. Guardate la O con l'asse obliquo, bellissima. Oppure la S, che adesso avremo modo di rivedere nella nostra iscrizione, o la T. Ecco, torniamo alla nostra iscrizione. Quando l'ho vista sono rimasto perplesso perché questa iscrizione presenta degli aspetti poco coerenti al suo interno. Cioè si alternano l'impaginazione molto curata. Chi ha preparato la minuta cercava una distribuzione omogenea delle parole in maniera armonica dentro lo spazio, come tipico della scrittura romana classica, cioè quella di mettere una parola, poi quella sotto al centro, poi ancora in modo da avere un bel equilibrio. Non ci riesce molto e vediamo alcuni esempi. Per esempio qui. Allora, intanto le lettere, se voi notate, andiamo da lettere molto accurate, come la prima N, a lettera piuttosto stretta, tracciata un po' di fretta, come la seconda N. Poi una cosa molto inconsueta, l'avete visto dalla ricostruzione, nem ini, con un a capo che non è consueto neanche nell'epigrafia classica, spezzare la parola in questa maniera. Poi se andiamo alla riga sotto, vedete che c'è una S molto bella, una U molto bella, una S molto bella, la Q anche, la V pure. Poi a un certo punto lui si trova in difficoltà, come facevano notare prima Fabio Marco Mondi. Si trova in difficoltà perché sta andando verso il bordo. È quello che in epigrafia viene chiamato il panico del lato destro. È quello che abbiamo noi quando scriviamo gli indirizzi sulle buste. Vi è mai capitato? A me sempre, no? Anche se uno pensa, quando arriva alla fine ammassa tutto. Qui succede anche all'APCD. Però uno dice, avrebbe dovuto preparare la bozza prima. Ma succede spesso. Uno alla minuta, poi l'APCida fa quello che vuole. Anche perché non è detto che chi incida sappia correttamente scrivere o leggere. A volte noi abbiamo dei casi in cui l'APCida copia quello che vede e a volte non vede bene. E cosa fa? Ricorre a un nesso che sarebbe anche bello. Vedete che la A è inserita all'interno della prima biforcazione della M. Però la M, se vedete, va a toccare il bordo e quindi è costretto un pochettino a stringere. La S è bellissima in questo caso. Guardiamo sotto. La prima S. Qui questo c'è un errore clamoroso. Ha inciso la S alla rovescia. La S normalmente ha la pancia inferiore più larga della pancia superiore. Ma questo c'è anche nell'epigrafia moderna. Andate a vedere i monumenti dei caduti o le iscrizioni del 700 e dell'800 nelle chiese. Spesso chi fa la S si sbaglia. La I è un po' tirata via, la L è fatta molto bene, con un gancio pronunciato, ma non bene come la L iniziale della terza riga. La I, insomma, la O parte bene, impostata bene, obliquo, deve farla più piccola e più larga. Perché? Perché non ci sta. E poi torneremo su questo. Sotto io vi richiamo l'attenzione alla bellezza della ultima T, stupenda. E quindi colpisce molto questo. Cioè abbiamo lettere belle, molto belle, lettere un po' tirate via, la mano sembra la stessa. Mi ero anche posto questo problema, se fossero due mani, no, la mano è la stessa, la profondità è la stessa, lo scalpello usato è il medesimo. Probabilmente qua siamo di fronte a uno che ha una bella minuta, ben organizzata, ben disegnata, forse il committente. Se il committente voleva una scritta così era sicuramente una persona colta. E forse ha fatto fare il disegno, l'ha fatto lui stesso, sulla base di quei manuali che abbiamo visto. Poi l'apicida, come capita spesso comunque, nella realizzazione un pochettino si è perso. L'ultima cosa, questo pone una serie di problemi ancora aperti. La fonte è questa, ovviamente, ma ne avrete modo poi di parlare con la dottoressa Fatumi, Al-Fatumi. Anche qui vedete, poi tutto sommato, il pittore è stato preso, che sia Giorgione o sia un aiutante,
dal panico del bordo a destra. Guardate la A di Fortuna o la M di Consilium. Colpisce anche questo. Vedete che la distribuzione del testo non è la stessa della lapide. L'ultima cosa, così richiamo la vostra attenzione, è un problema che secondo me non è così facilmente risolvibile. Consilium versus consiglio. Perché nasce questo consiglio? Andrebbe bene in latino se non ci fosse il quam. Andrebbe benissimo, no? Purtroppo c'è il quam. Il testo è sbagliato, il testo del committente? Non lo so. Io sono convinto che il committente, come poi vi spiegherà meglio la dottoressa Almattuni, abbia preso dalla prima edizione di Seneca, che è di quegli anni. E quindi anche la questione del rovesciamento, non so quanto dipenda dal testo, quanto sia voluto o meno. Io propendo più che un errore, è l'apicida che in corso d'opera adatta. Questo lo abbiamo nell'epigrafia classica e qualche volta anche in quella ho quasi finito, qualche volta anche in quella rinascimentale. Con tutti i dubbi del caso, se avete buone idee, grazie. Siete tutti sollecitati. È il bello dell'epigrafia perché, come dico spesso, so leggere, ma a volte non capisco quello che leggo. Ecco, quindi io propendo per un errore, un adattamento dell'apicida che, come avete visto, non è così bravo. Chi ha realizzato materialmente l'iscrizione non è così bravo, a mio parere. Resta il fatto che è molto interessante. Quali sono i punti che possiamo ricavare secondo me? Il primo è una chiave di volta di un palazzo. Mi piacerebbe pensare che sia lo stesso palazzo dove c'è il fregio. Questo però sarebbe interessante. La seconda cosa, chi ha voluto far incidere questo crede in questo motto. L'ha scelto come il suo motto, perché se l'ha fatto mettere nell'arco della casa vuol dire che quello è il suo motto. Sia che l'abbia preso da Seneca sbagliato, perché il Seneca di Seneca, scusate, Publio Sirio dice homini e non nemini, oppure qualcosa del genere, però è bellissimo. È molto più bello questo, è più bello l'errore che non il testo originale di Publio Sirio. È più bello dire che la fortuna per nessuno vale più della saggezza. E se davvero il proprietario era quel signore che commerciava in oro e così, sarebbe anche interessante. Qui mi fermo perché dopo qui l'epigrafista deve lasciare il passo alla filologa. Io mi devo fermare qui. Grazie. Grazie professor Buonopane. Il nostro secondo passo, dopo appunto l'analisi epigrafica, era quello di un'analisi litologica. Per questo abbiamo avuto la collaborazione per noi veramente molto importante del professor Lazzarini, che è stato professore ordinario di petrografia applicata e georisorse minerarie allo UAV di Venezia, che fa parte di varie organizzazioni professionali. Ha iniziato la carriera anche come esperto geologo presso il laboratorio scientifico della sovrintendenza e poi via via insegnato prima a Roma alla Sapienza, poi all'Istituto Universitario di UAV, dove ha creato il LAMA, laboratorio di analisi dei materiali antichi. Ha effettuato analisi e collaborando a rilevanti progetti di restauro internazionali. Leggo qualcuno, giusto, insomma il Partenone, non mi si tirare via, ma io non tiro via perché per noi è piacevole sapere questo, insomma, che dopo essersi chinato anche sul Partenone, di Atene si è chinato su questa nostra piccola lapide, autore di numerosissime pubblicazioni, e gli avevamo chiesto di dirci qualche cosa sulla pietra come oggetto, cioè che tipo di, se fosse possibile, fosse stato possibile capire qualcosa di questa pietra, sulla sua provenienza, che pietra fosse e così via. E abbiamo avuto questi risultati. Professore, a lei. Grazie innanzitutto dell'invito e poi della presentazione. Io devo dire che sono stato ben lieto, diciamo, di accettare il suo invito a studiare questo manufatto, perché ho un legame anche scientifico con Giorgione, in quanto nei miei primi 20 anni lavorativi mi sono occupato proprio della vostra pala, non solo, ma anche della tempesta della Vecchia e anche dell'affresco del Fontego, ciò che resta, insomma, dell'affresco del Fontego dei tedeschi.
ho punzecchiato tutte queste opere, quindi ho prelevato dei campioni e ho studiato delle micro sezioni stratigrafiche sotto la direzione del professor Francesco Valcanover, che era all'epoca sovrintendente alle Gallerie di Venezia, per ricostruire quella che era la tavolozza pittorica, quindi i pigmenti e anche la tecnica poi usata da Giorgione nel dipingere. Per cui, diciamo, sono stato veramente contento di studiare questa pietra che, quando ho visto per la prima volta, mi ha un po' diciamo, creato dei problemi, in quanto poteva essere, essendo ancora un po' sporca, avendo delle superfici, diciamo, biancastre, alcune nerastre, eccetera, poteva essere benissimo una roccia calcarea. E quindi, se si ricorda, ho detto, ho messo un po' le mani avanti, perché, diciamo, identificare la provenienza di una pietra calcarea, diciamo, è molto difficile se non si hanno degli agganci, come ad esempio la presenza di fossili o di altro, macrofossili, voglio dire, identificabili a viso. Quindi è stato necessario prelevare un piccolo campioncino delle dimensioni di un'unghia, che è stato poi utilizzato in laboratorio per delle analisi, innanzitutto un'analisi macroscopica, se vediamo nella prossima diapositiva, che già levigando, lucidando diciamo una superficie è venuto fuori che si tratta sicuramente di un'arenaria, cioè di una sabbia consolidata, che è stata successivamente sottoposta a una analisi diffrattometrica ai raggi X. Se vediamo la prossima diapositiva, mostra lo spettro che ne è venuto fuori. Questa tecnica consiste nel polverizzare una parte del campione. Bastano 100 milligrammi di polvere per fare questa indagine, e poi sottoporla a delle radiazioni X monocromatiche che consentono di identificare i minerali presenti nel campione. I minerali sono costituiti da piani dove sono, diciamo, situati gli atomi, e questi piani sono altrettanti specchi che riflettono i raggi X a determinati angoli che sono caratteristici di tutti i minerali, sia quelli naturali che quelli artificiali. Quando diciamo, uno di questi piani viene colpito dai raggi X, quindi dà un segnale elettrico che viene trasformato in un segnale poi grafico, si forma un picco. Più grande è il picco, più abbondante è il minerale nella polvere che si sta analizzando. E qui vedete che il picco più grande è quello della calcite, poi altro minerale presente è il quarzo, e poi è presente la muscovite, che è un'amica. Quindi questi tre minerali principali sono caratterizzanti una arenaria che ha cemento carbonatico. Nella prossima immagine vediamo invece l'altra analisi che è stata effettuata, cioè la stessa scaglietta che avete visto prima levigata è stata incollata su un vetrino portaoggetto con una resina speciale, diciamo molto adesiva, e questo frammento poi di pietra è stato assottigliato fino a portarlo a 30 millesimi di millimetro, a 30 micron, e questa è un'immagine a basso ingrandimento di ciò che si vede, cioè di tutti i granuli della sabbia originaria, che è stata però litificata, trasformata in arenaria, e vedete che il principale minerale è il quarzo, che è costituito da quei granuli bianchi che vedete. La massa di fondo, diciamo, chiamiamola così, la matrice che è più indistinta a basso ingrandimento, se la ingrandiamo ulteriormente, ecco, a più alto ingrandimento mostra di essere costituita da calcite, quel minerale rosato che vedete è la calcite, quello blu invece è la muscovite.
Quindi questi sono i tipici componenti di quelle che da un punto di vista petrografico si classificano come le litoareniti. Ecco, la composizione scusate, corrisponde molto bene a quella che noi chiamiamo la molassa prealpina, che è una appunto arenaria che affiora proprio da queste parti e in tutto l'arco prealpino fino a Muggia, fino a oltre Trieste. È di età miocenica, si chiama molassa perché è una pietra da mole, essendo molto ricca di quarzo, infatti la roccia è abrasiva e anche toccandola, no? Poi si sente che è un po' abrasiva, ed è stata utilizzata sin dall'età romana, possiamo andare avanti, sin dall'età romana come pietra molto diffusa nella X Regio Augustea, non solo per macine, ma anche come pietra da costruzione. Infatti è la pietra di Altino, tanto per dire, ma anche di Treviso romana, si trova anche ad Oderzo, a Concordia, lo stesso, assieme all'altra pietra, diciamo che romana per eccellenza, che è la pietra di Aurisina. Qui vedete ciò che resta di una torre della cinta muraria dell'antica Altinum, una cinta che era di 3,5 km, si è stato calcolato, si è visto anche dalle foto aeree, e che è stata smantellata, spoliata, diciamo, sistematicamente, tanto è vero che questo è dei pochi resti che almeno fino ad ora sono riapparsi dal terreno. È stata spoliata dai veneziani, che hanno utilizzato questa pietra come pietra di fondazione dei loro edifici. Infatti in più scavi fatti nel centro storico a Venezia è stato trovato proprio l'uso di questa molassa prealpina direttamente sopra il tavolato, diciamo, di base degli edifici. L'ultimo ritrovamento, l'ultimo esempio proprio che è venuto fuori è stato durante uno scavo di Palazzo Vendramin Calergi, Casinò di Venezia, dove si è trovata una domus appunto veneto-bizantina che aveva proprio le fondazioni fatte di blocchetti di arenaria, sicuramente blocchetti romani, che sono stati reimpiegati. Questa pietra è stata poi utilizzata anche successivamente per vari usi. È una pietra ideale anche per pavimentare, perché contenendo quarzo è non scivolosa, ed è la pietra che è stata usata ad esempio alla fine dell'Ottocento per pavimentare il ponte di Rialto. Qui vedete un particolare. La pavimentazione originale del ponte di Rialto era fatta da mattoni messi a spina pesce e di taglio, quindi per evitare anche lì lo scivolamento, ma nell'Ottocento, essendo i mattoni molto mal conservati, il presidente delle arti edificatorie di Venezia, Crovato, venne l'idea di utilizzare l'arenaria di Muggia. Lo sappiamo dai documenti, ma l'abbiamo anche provato da indagini di laboratorio, che è sempre la stessa diciamo, pietra di cui vi ho parlato sinora, e che è stata cavata anche vicino a Vittorio Veneto, nelle famose grotte del Caglieron. La pietra le grotte non sono grotte, ma sono cave fatte a cielo aperto, ma anche in galleria, ed è da qui, ma anche da altre località, ad esempio da Combai, che esistono tracce di cavatura di questa pietra, che poi probabilmente veniva trasportata via Piave sino al mare e poi rientrava, diciamo, in laguna per arrivare ad Altino. Vediamo un altro esempio. Ecco, diciamo, la cava più importante ancora sfruttata di questa arenaria la potete vedere a Muggia, e qui vedete un dettaglio in alto, diciamo, di questa arenaria che subisce per alterazione anche un cambiamento di colore, ma è un cambiamento di colore che è avvenuto singenetico, cioè
contemporaneo alla formazione della roccia. La pietra arenaria di Muggia è la pietra di Trieste, c'è molte pavimentazioni, ci sono cave anche in località San Giovanni, molte pavimentazioni di piazze e marciapiedi a Trieste sono fatti proprio con questa arenaria. Forse c'è un'ultima immagine di un tondo che è stato tolto da Trieste e portato a Venezia e poi regalato al Museo Correr, purtroppo mal conservato perché è stato murato e quindi è sottoposto ad assorbire sali, cloruro sodico dalle murature e quindi a deteriorarsi. Ancora esempi di questa pietra voi li trovate a Venezia camminando per calli e campielli, perché spesso è stata usata per pavimentare assieme al masegno, cioè alla trachite euganea. Grazie. Dunque, grazie molte al professor Lazzarini che ci ha così intanto consentito di individuare grazie, il supporto della nostra epigrafe, che poi peraltro avevamo anche su indicazione del buon naso dei fratelli Mondi individuato anche in quella bassorilievo proveniente dal Monte di Pietà, che sta sul retro della biblioteca comunale. E speriamo che prima o poi si riesca anche a metterlo per evitare questo risultato qui. Già è preso male, già è in buona sostanza perduto, ma insomma che non si perda quel poco che è sopravvissuto. Grazie ancora. Dunque veniamo all'ultimo intervento. Chiamo qui la dottoressa Fatima El Matuni, alla quale abbiamo chiesto di dirci qualcosa invece sul testo di questa epigrafe. Fatima El Matuni ha conseguito una laurea magistrale in filologia e storia dell'antichità a Pisa, è attualmente iscritta al corso di dottorato in filologia, letteratura e scienze dell'antichità di Verona, ma anche un accordo di cotutela con la Sorbonne di Parigi. I suoi interessi di ricerca riguardano soprattutto la filologia dei testi grammaticali latini, tant'è vero che a Verona sta collaborando alla realizzazione di un database per la catalogazione e la descrizione dei manoscritti di contenuto grammaticale copiati entro il secolo XI. Quello che Fatima ha trovato lavorando sull'epigrafe io lo trovo veramente illuminante, sia per condurci più a fondo all'interno del contesto in cui affondano le radici e il pensiero del fregio, sia l'atto della committenza, insomma, del fregio. C'è una presentazione, è vero, che sarà questa, vediamo, ecco, evviva, lì. Ottimo. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie al dottor Melchiorre per questo invito gratitissimo, per la presentazione sicuramente troppo generosa e soprattutto per avermi dato l'occasione di iniziare a lavorare alla tradizione manoscritta di un testo che ha appunto una storia di circolazione estremamente interessante, come è quello appunto delle Massime di Publilio Siro. Ma partiamo dall'inizio, ovvero da dove prendono avvio le mie ricerche. Come abbiamo già più volte ricordato, appunto questa serie di ricerche che stiamo qui presentando prende avvio dal rinvenimento e dal dono e quindi dall'acquisizione da parte del Museo Casa Giorgione di questa lapide contenente appunto la frase, il motto Fortuna Nemini plusquam consilio valet.
motto che con la sola variante consiglio rispetto al corretto consilium di fatto corrisponde ad una delle massime latine che si trovano nel fregio di Giorgione. Questa massima è in ultima analisi riconducibile al poeta latino, all'autore latino Publio Siro, un autore operante nel I secolo a.C., di cui ci è giunta una serie di sentenze, ovvero di motti costituiti da un solo verso, che nei secoli sono andati poi a confluire in quel patrimonio comune di proverbi appunto condivisi dalla cultura occidentale. La scelta da parte della committenza del fregio di selezionare appunto questa massima è particolarmente interessante, anche perché si tratta, come abbiamo già ricordato, di una massima capovolta. Nel fregio noi leggiamo fortuna nemini plusquam consilium valet, ovvero per nessuno la fortuna vale più della saggezza, mentre nel testo di Publio Siro, che qui vi riporto nell'edizione di Maier, leggiamo fortuna in nomine plusquam consilium valet, ovvero la fortuna nell'uomo vale più della saggezza. Quindi vediamo un contenuto, un significato capovolto, del tutto capovolto. Cercheremo di capire o almeno di domandarci quando e come si sia verificato questo capovolgimento, ma intanto io vorrei dirvi qualche parola su questo Publio Siro, sulla sua figura, sulle sue opere e sulla destinazione che possiamo presumere per queste opere. Ora, al di là della forma e della valenza che nei secoli hanno assunto le sue opere, Publio Siro è essenzialmente noto per essere stato, insieme a Decimo Laberio, il più grande mimografo romano di età cesariana. Andiamo a vedere però che cos'era il mimo a Roma. Allora, a partire dalla radice del verbo greco mimeomai, ovvero imitare, rappresentare, questo termine mimo vuole indicare in maniera generica l'imitazione della realtà. Per quanto riguarda il genere letterario, si tratta di qualcosa piuttosto difficile da definire, proprio perché sotto l'etichetta di mimo andiamo a raccogliere diversi generi, mentre nella letteratura greca andava a indicare un genere letterario estremamente colto, estremamente alto, estremamente sofisticato, a Roma si tratta in realtà di teatro, di spettacolo, ma di uno spettacolo di basso livello, di popolare potremmo dire, da strada, che univa una forte, una grande componente scenica, anche di improvvisazione, con delle tecniche che noi chiameremmo circensi. Per quanto riguarda le tematiche proprie, tipiche del mimo, esso era generalmente basato su dei canovacci già scritti, ma si andava poi a realizzare con una grande dose di improvvisazione. Generalmente andava a rappresentare degli episodi di vita quotidiana, anche piuttosto bassi, degli equivoci piccanti, ma soprattutto quello che è importante che il mimo era animato da una grande componente di realismo, tant'è vero che gli attori recitavano senza maschera, a differenza di quello che avveniva nella tragedia e nella commedia antica, e ad esempio anche i ruoli femminili erano rappresentati da donne, quindi non da uomini, come invece accadeva per la tragedia appunto e per la commedia. Per quanto riguarda le tematiche, venivano affrontati di fatto temi propri della vita quotidiana, quindi ad esempio la vita, la morte, l'amore, l'amicizia, oppure venivano rappresentati dei personaggi tipo. Per quanto riguarda la vita di Publio Siro non abbiamo in realtà molte notizie, ciò che sappiamo ci viene detto da altri autori latini successivi, in particolare da Macrobio, da Cicerone e da Plinio il Vecchio. Ora, da questi autori che cosa ricaviamo? Ricaviamo che Publio Siro, proviene da Antiochia di Siria, quindi nell'odierna Turchia, da qui appunto il soprannome di Siro, e che fu condotto a Roma come schiavo probabilmente verso l'80 a.C.
Ad un certo punto venne affrancato, venne liberato e iniziò a comporre mimi che lui stesso portava in giro con una sua propria compagnia alla quale prendeva parte anche come vero e proprio attore, e questo gli era possibile per via della sua condizione servile, altrimenti per un cittadino romano sarebbe stato sicuramente disdicevole appunto fare l'attore. Ecco, ora qui vi ho riportato un episodio raccontato da Macrobio, sul quale in realtà possiamo anche andare più velocemente per motivi di tempo. In ogni caso, da questo breve episodio, aneddoto riportato da Macrobio, Publilio Siro emerge come il migliore compositore di mimi a Roma nella sua epoca, quindi addirittura migliore del grande Decimo Laberio. Per quanto riguarda le opere di Publilio, anche delle opere noi sappiamo molto poco, in particolare ci sono arrivati 2 titoli, ovvero Mumurco e Putatores, 2 titoli che sono stati conservati da autori successivi, in particolare da Prisciano e da Nonio Marcello. La fortuna di Publilio Siro, come dicevo prima, resta essenzialmente legata a una serie di sentenze tratte dalle sue opere, ovvero di una serie di massime costituite da un solo verso, generalmente dei senari giambici oppure dei settenari trocaici. Queste sentenze, che appunto, lo ribadisco, sono costituite da un solo verso, quindi sono molto, molto brevi, come tematiche avevano grandi tematiche di carattere generale, quindi il bene e il male, la gloria, l'amicizia, l'amore, la fortuna, la vittoria. Ora, per quanto possiamo presumere che le opere di Publilio, i mimi di Publilio, fossero già animati da una sorta di vena aforistica, dobbiamo però ben chiarire il fatto che queste sentenze, completamente avulse dal loro contesto originario, di fatto poco ci dicono sul loro autore e sulle opere dalle quali sono tratte. Quindi noi diciamo che si tratta di una sentenza di Publilio Siro, ma in realtà è un testo che poi nei secoli si carica sicuramente di significati anche molto diversi e molto distanti da quelli originari. Ora, queste raccolte che iniziano a circolare, in realtà appunto non sappiamo da chi furono composte, non possiamo nemmeno escludere che furono composte assemblate dallo stesso Publilio Siro. Le ipotesi sono tante e tra queste c'è anche questo personaggio, ovvero Panza, il quale era un mimografo lui stesso, o meglio aiutava dei mimografi nelle loro rappresentazioni, e a un certo punto decise di diventare un grammatico, ovvero di dedicarsi all'insegnamento. E d'altra parte proprio la destinazione scolastica sembrerebbe la destinazione più accreditata che gli studiosi hanno appunto ricostruito per queste raccolte di sentenze, e anche a me pare sicuramente plausibile. Venendo però alla nostra massima specifica, io vi ho riportato qui ancora una volta il nostro testo che vedete qui offerto nella edizione di Maier, con i nomine appunto evidenziato da me, in quanto, come anticipava in parte anche il professor Buonopane, si tratta in realtà di una congettura, laddove i manoscritti riportano homini o hominum. Comunque è questa, diciamo, la parola, la lezione homo, ecco. Per quanto riguarda il significato, appunto abbiamo detto la fortuna nell'uomo vale più della saggezza, della ragione, e questo è un concetto topico nella letteratura latina, anche nella letteratura greca in realtà, però qui vi ho riportato soltanto dei paralleli nella letteratura latina, in particolare vedete Plauto, Cicerone, Tito Livio. Ora, se il concetto secondo il quale la fortuna vince sulla ragione è un concetto così stabile, stabilizzato nella letteratura latina, viene ancora una volta da chiederci quando si è andato a verificare il capovolgimento che troviamo nel Fregio. Per cercare di rispondere a questa domanda dobbiamo indagare
almeno in parte, la circolazione di queste sentenze di Publio Siro dal Medioevo al Rinascimento, o almeno fino ai secoli, agli anni in qualche modo coevi alla realizzazione del fregio. Allora, come vi ho detto prima, queste sentenze circolavano in diverse raccolte. In particolare la nostra, quella di cui ci stiamo occupando, circola all'interno della raccolta più corposa, una raccolta che viene, come è stato già ricordato, attribuita, che è stata nel Medioevo attribuita a Seneca. Vedete, io qua vi ho riportato, non so quanto si possa vedere, un dettaglio di un manoscritto parigino, che è uno dei codici Vetustores di Publio Siro, in cui vediamo appunto questo incipit che ci restituisce queste sentenze come testo di Seneca, appunto come proverbi, sentenze di Seneca. E probabilmente è proprio in virtù di questo errore, cioè di questa errata attribuzione a Seneca, che questo testo ebbe nel Medioevo una circolazione così importante, proprio perché Seneca è uno di quegli autori latini che nel Medioevo veniva ancora molto letto, molto copiato, proprio perché piaceva, diciamo così, al mondo cristiano, che addirittura gli attribuiva una corrispondenza con San Paolo. La circolazione effettivamente di questi proverbia è molto intensa anche in Veneto, che è, diciamo, l'aspetto che sono andata ad approfondire. Qui vi riporto soltanto un esempio, ovvero questo manoscritto vaticano, copia di un altro grande manoscritto purtroppo perduto, assemblato nella scuola, nel circolo padovano di Lovato Lovati. Quindi insomma vedete che i grandi umanisti, i grandi studiosi del tempo si occupavano di questo testo, lo leggevano e lo facevano copiare. Una tappa essenziale, soprattutto per le nostre ricerche di questa circolazione del testo di Publio Siro, era ancora nota sotto il nome di Seneca, è rappresentata e costituita dalla comparsa delle edizioni a stampa. Quindi io qui vi ho riportato l'edizio princeps, la data dell'edizio princeps e un'altra edizione che è in realtà la prima edizione in cui questi proverbia circolano senza il resto delle opere filosofiche attribuite a Seneca. In particolare vi ho riportato il dettaglio della nostra massima, ve lo leggo io, in cui troviamo fortuna nemini plusquam consilium valet. Quindi siamo arrivati dove volevamo arrivare, ovvero al capovolgimento. Questo è molto importante perché in tutti i manoscritti umanistici che io ho avuto modo di vedere attraverso delle riproduzioni online troviamo sempre, come nel caso di questo Vaticano, la lezione homini o hominum, non troviamo mai nemini, mentre nelle edizioni a stampa, in tutte le edizioni a stampa, ne ho viste abbastanza, soprattutto quelle che immagino circolanti tra Venezia e Treviso, molte di queste stampate proprio a Venezia o Treviso, in tutte queste edizioni a stampa leggiamo nemini. Ora, anche in un'altra edizione molto importante di questo testo, ovvero quella di Erasmo da Rotterdam, la massima è capovolta. Ovvero, innanzitutto riguardo a questa edizione devo dirvi che è la prima edizione in cui questo testo viene giustamente attribuito a Publio Siro. Quindi, come è stato ricordato sin dall'inizio, questa edizione è del 1514, per cui negli anni della commissione del fregio si pensava ancora a Seneca. Inoltre la massima che a noi interessa viene restituita da Erasmo in questo modo: fortuna nulli plusquam consilium valet. Non abbiamo nemini, abbiamo la variante nulli, che tra l'altro rispetto a nemini ha anche il vantaggio di rispettare la metrica di questo senario giambico. In nessuna cosa la fortuna vale più della saggezza. Un'ulteriore variante, una terza variante, che comunque a livello di contenuto ci rimane vicina a quella del fregio di Giorgione e a quella di queste edizioni a stampa. Ora, quando è che quando si è creato questo capovolgimento?
A questa domanda in realtà non so rispondere, ma sono sicuramente d'accordo con quanto il professor Buonopane prima suggeriva soltanto, ma che ha avuto modo appunto di comunicarmi anche in altre occasioni, cioè la sua idea che io trovo, la sua ricostruzione che io trovo assolutamente attendibile è che in realtà il committente del fregio e il committente della lapide abbiano ricopiato pedissequamente quello che leggevano, trovavano in queste edizioni a stampa che circolavano in queste zone, erano facilmente reperibili. Più difficile dire da dove le edizioni a stampa hanno preso questa variante. Ecco, questo è difficile da dire anche perché la tradizione manoscritta umanistica di Publilio è molto vasta ed è anche poco studiata, mi sono accorta anche di questo, quindi meriterebbe senz'altro studi più approfonditi. Ora è probabile che, come è stato anche suggerito, questo capovolgimento sia un capovolgimento al passo con i tempi, quindi con questa nuova visione su questo della fortuna, del rapporto tra la fortuna e la virtù, che poi appunto verrà sviluppato successivamente anche nel Rinascimento, ma in ogni caso credo che per dare una risposta più chiara e insomma più sicura e più documentata dovrei continuare, e non escludo assolutamente di farlo, a lavorare sulla tradizione manoscritta di questo testo. Per ora vi ringrazio. Grazie alla dottoressa Elmattuni per questo, speriamo effettivamente che si prosegua. Quello che è interessante notare è appunto da questo esame è appunto il percorso di questo pensiero, di questa massima, dire che insomma chi ha voluto mettere quella massima sul fregio citava Seneca, mi sembra già un dato abbastanza interessante, e quindi anche un leggero abbassamento dell'asticella dell'eccezione della somma dottrina di chi ha composto quelle massime. Erano testi che circolavano, insomma, erano testi che circolavano anche a livelli insomma molto, molto popolari. Grazie dunque a dottoressa Elmattuni. Noi siamo giunti alla conclusione, direi, di questo seminario, in cui si sono seminati molti spunti, si sono presentate nuove proposte. Noi adesso quello che come museo ci fa piacere ricordare è appunto il fatto che questi temi sono presenti nel nostro quaderno e che quindi non sfumeranno via, non se ne andranno con il disallestimento dei percorsi che sono stati effettuati in museo, ma resteranno. Noi intendiamo continuare come museo a lavorare su questo tema del fregio, cioè di continuare a dargli voce anche al di là di questa annata che si conclude, che ha visto appunto, io sono molto felice di quello che è stato fatto, delle molte collaborazioni, del fatto che è stata un'operazione veramente che ha coinvolto tante risorse locali come non, e che spero convinca sempre di più chi non fosse già convinto che un museo, soprattutto se è un museo come il nostro, deve essere anche un luogo di ricerca, un luogo in cui si costruiscono contenuti e in cui si procede in questa direzione. L'anno prossimo, come il professor Dal Pozzolo ha già un po' fatto intendere, lavoreremo su questo tema di Alexandre Dumas e Giorgione, forse su altre questioni che ancora teniamo in serbo, ma senz'altro fra poco voi potrete vedere ancora delle questioni giorgionesche presso il Museo Casa Giorgione, poiché dal 2 dicembre troverete questa beffa ad aspettarvi. Una beffa che coinvolge, che accosterà al nostro nume tutelare un altro gigante della storia dell'arte, cioè Antonio Canova, in cui racconteremo questa storia di questa beffa. Non dico di più perché dalla regia mi hanno detto che la cosa va annunciata un po' alla volta senza svelare troppo. Quindi segnatevi questa cosa, la beffa, 2 dicembre, Museo Casa Giorgione. Grazie a tutti e grazie di essere stati qui con noi questa mattina.
Perfetto.